come avete visto, siamo nella seconda parte della giornata di venerdì per quanto riguarda il Master in Intelligence e Information Technology. Invece siamo con l'Ordine dei giornalisti, tra l'altro abbiamo anche il Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, con diversi giornalisti che partecipano anche ai fini della formazione professionale a questa, diciamo, questo pomeriggio dedicato a, prima di tutto, la presentazione della rivista Militare, che è una rivista che ha una storia. Abbiamo qui il direttore, il colonnello Cacciaguerra, dopodiché proseguiremo con la relazione dell'ordine del Presidente dell'Ordine dei giornalisti, sempre sul tema della nostra serata, cioè geopolitica, fake news e app, e dopodiché ci saranno gli interventi del professor Gianluca Foresti, il direttore del Master in Intelligence, l'intervento del sottoscritto e gli interventi anche molto probabilmente di altri collaboratori della rivista, in particolare il professor Gastone Breccia, che è un caro amico anche di storia, un caro amico, insegna all'Università di Pavia e soprattutto ha scritto molti libri sulla guerriglia, molti saggi sull'attualità delle relazioni internazionali, sulla Siria, eccetera, eccetera, ma soprattutto ha collaborato a questo ultimo numero della rivista, ma di tutte queste cose vi parlerà il colonnello Cacciaguerra. Ma adesso diamo la parola e l'avvio ufficiale a questo pomeriggio con il luogotenente Blasizza, che della Brigata Alpina Iulia avvierà la riunione. Sì. Buon pomeriggio a tutti e grazie di essere qui con noi. Il mio è veramente un saluto velocissimo, iniziale, perché come vedete avrete modo di sentir parlare dai relatori dopo. Il saluto iniziale da parte della Brigata Iulia, la Brigata Iulia che come saprete ha sede qui a Udine, e quindi noi in collaborazione con l'Ordine regionale dei giornalisti e con il professor Civolin abbiamo avuto il piacere di organizzare questo incontro per voi, dico voi sia per i giornalisti che voi studenti, e quindi porto il saluto di tutte le penne nere in armi, come si suol dire, degli alpini della Iulia, che insistono qui nella regione Friuli Venezia Giulia, quindi a partire dal comandante della brigata, il generale Fabio Maioli, e tutti gli effettivi della brigata. Io ripeto, non mi devo dilungare perché il programma prevede già che per 4 ore adesso sentirete parlare questi autorevoli relatori, quindi ringrazio tutti voi della vostra presenza, ringrazio soprattutto, come ho detto prima, l'Ordine dei giornalisti e l'Ordine regionale dei giornalisti e l'Università di Udine, rappresentata per noi in tutta questa fase organizzativa che ci ha portato a questo pomeriggio dal professor Civolin. E per l'Ordine dei giornalisti io ci terrei, col permesso del Presidente, a ringraziare Gandolfo Cascio, che è lì sopra, che vi sta registrando tutti, perché senza di lui e senza la preziosa collaborazione del professore oggi probabilmente non saremmo qui noi militari a presentarvi la rivista militare con il direttore in persona, rivista che, come potete già dare un'occhiata con la copia che vi abbiamo dato, è il massimo periodico in stampa, in vita, in essere della nostra Forza Armata. Quindi buon ascolto, benvenuti e buon pomeriggio. Evviva la Brigata Iulia! Adesso il colonnello Cacciaguerra, direttore della rivista Militare. Bene, buonasera e grazie a tutti. Grazie anzitutto agli organizzatori, quindi alla Brigata Iulia, all'Università,
all'ordine dei giornalisti per questa grande opportunità per noi di Rivista Militare di presentarci. Che cos'è Rivista Militare? La Rivista Militare è un periodico storico. È stato fondato prima dell'Unità d'Italia, pensate. Unità d'Italia 1861, Rivista Militare nasce nel 1856. Grazie a due persone straordinarie, i fratelli Mezzacapo, Carlo e Luigi, peraltro napoletani. Cosa ci facevano al Nord Italia? Si trovavano al Nord Italia perché intendevano partecipare al processo di unificazione italiana, quantunque loro fossero dell'esercito borbonico. Non ritornarono a Napoli, quindi rimasero in Piemonte, e una delle prime cose delle quali si meravigliarono molto fu il fatto che in Piemonte non si studiasse molto. Gli ufficiali non studiavano molto. La cosa, vedo già dai visi di qualcuno di voi che la cosa stupisce, e ha stupito anche me, devo dire la verità. Perché? Perché nell'armata sarda esisteva, vai sulla prossima, esisteva la strana idea che lo studio a nulla valesse ad apprendere l'arte della guerra e che il solo coraggio bastar dovesse. Pertanto nell'armata sarda ciò che faceva premio per tutti era 1. Essere disciplinati, 2. Essere coraggiosi, 3. Essere fedeli al re. Serviva a studiare? Non molto. Perché? Perché si pensava che la prassi, quindi l'esperienza, compensasse. A sostenere questo non sono io chiaramente, ma vi ho portato un autorevole generale del tempo, Augusto Pinelli. Il generale Pinelli, peraltro militare severissimo, durissimo, ha condotto una repressione in centro Italia severissima, lo dovettero addirittura sostituire da quanto fu severo nel suo comportamento. Voi pensate che ancora anni dopo le madri dei figli un po' discoli erano soliti dire loro: guarda che se non ti comporti bene torna Pinelli. Questa era la nomea che si era fatto lui. Però va detto che Pinelli era una felicissima penna. Ha scritto un'opera magistrale articolata in 3 volumi da 1000 pagine l'uno, un titolo lunghissimo, Storia militare del Piemonte, in continuazione di quella dalla pace di Aquisgrana fino ai giorni nostri. Giorni nostri di Pinelli sono al 1855, anno in cui viene pubblicata questa pregevolissima opera, che peraltro invito tutti a leggere per chi non la conoscesse, perché è un'opera tutta intrisa di un sottile humor britannico. Quindi leggetela perché è veramente divertente. E lui diceva questo: guardate che qui i piemontesi non studiano. Perché? Perché studiare, e io di questo ho chiesto contezza al professor Walter Barberis, che voglio dire è un numero 1 in Italia per la storia del Risorgimento, e gli ho fatto proprio, mi trovavo in un incontro come questo qui, e gli ho fatto la domanda, ho detto: ma è vero ciò che scriveva Pinelli? Perché anche a me era venuto il dubbio, non è che forse Pinelli ce l'aveva con l'armata sarda? In realtà no, lui mi ha detto no, purtroppo è vero. Perché? Perché e mi ha scritto un articolo, tra l'altro bellissimo, vi invito tutti a leggerlo, quell'articolo lì vale un abbonamento triennale alla rivista, un articolo di grande spessore. Perché portare lo studio come metro di misura in una società che è basata ancora su un avanzamento per casta significava rivoluzionare tutto. E quindi c'è stata una grandissima resistenza da parte dell'armata sarda ad aprirsi allo studio. Questo non implica che nessuno studiasse ai tempi, per l'amor di Dio. In ambito militare sicuramente studiavano gli ufficiali artiglieri e gli ufficiali ingegneri. Beh, per forza di cose, perché se non studi la traiettoria dell'artiglieria corri il rischio di sparare una cannonata nella schiena delle tue truppe. Se non studi la portanza di un ponte, rischia che quel ponte lì ti possa cadere sotto i piedi. Quindi queste 2 categorie studiavano, gli altri no, si fondava tutto sul grande coraggio. Quindi pensiamo a Vittorio Emanuele II, chi si metteva in testa alle truppe, addirittura al re.
Quindi questa era la fotografia di allora. Pertanto, quando i fratelli Mezzacapo giunsero a Torino nel 1856, si meravigliarono e si dissero: ok, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo creare uno strumento di studio. Quindi Rivista Militare non nasce come rivista di informazione, nasce come rivista di studio per consentire agli ufficiali di studiare. E nasce come impresa privata. Quindi questi due ufficiali, loro vabbè, erano due menti superiori, però dove avevano studiato? Avevano studiato alla scuola militare Nunziatella. Esiste ancora oggi, la scuola più vecchia d'Europa, militare più vecchia d'Europa. Allora alla Nunziatella preparavano già culturalmente, quindi cercavano di ampliare la mente ai loro studenti per farli diventare dirigenti dello Stato, che poi indossassero una divisa o meno, poco importa. L'obiettivo era quello. I fratelli Mezzacapo venivano da quella scuola. Tra i primi 4 capi di Stato Maggiore dell'esercito italiano, 3 erano tutti ex allievi della scuola militare Nunziatella. Eppure al nord le scuole l'avevamo. Io parlo da Ligure, quindi un po' mi dispiace anche dover dire queste cose, però la realtà è questa qui. C'era la scuola militare Teulier, ma cosa si studiava principalmente in quelle scuole? 2 cose: a tirare di scherma e a saper andare a cavallo. Gli studi erano relegati a quei 2 ambiti che già vi ho detto, quindi artiglieria e genio. Chiaramente dopo l'unità d'Italia, con l'unificazione anche della forza armata, le cose sono cambiate. Abbiamo iniziato un percorso di studi, un ciclo di studi che è favoloso, con le varie scuole di guerra e i vari step intermedi che portavano ai massimi vertici. Adesso, se la ritrovo, vi leggo anche sempre di Pinelli, perché Pinelli, secondo me, è veramente un punto di riferimento. Sempre per dirvi come la pensava lui. A proposito del generale Eusebio Bava, resta pure lì. Il generale Eusebio Bava viene descritto anche da Piero Pieri, che parliamo uno dei massimi storici militari italiani, e lo descrive Piero Pieri come probabilmente il miglior comandante d'armata di tutto il Risorgimento. Pinelli descrive Eusebio Bava così: cortesemente severo, egli era amato da tutto l'esercito, meno dai cortigiani, che non sapevano perdonargli di essere figlio di un orefice e di essersi coi suoi propri talenti sollevato a quel grado, a cui essi pervenivano solo in grazia di innominabile e ignobile servilità. Questo era Pinelli, quindi un contemporaneo dei fratelli Mezzacapo nel 1856. Rivista Militare dal 1856 inizia a pubblicare, quindi con stampo prettamente scientifico di studio. Io li ho letti i primi numeri di rivista, ovviamente, e sono numeri difficili, sono numeri impegnativi. È come leggere un libro di matematica. Sono articoli di 30-40 pagine, pesanti, tutte conti, balistica. Perché? Perché serviva per sostenere lo studio dei nostri ufficiali. Attorno al 1870 le cose erano iniziate un po' a cambiare, quindi iniziano ad apparire articoli di informazione, di critica, di cultura militare, non prettamente di studio. Perché? Perché gli istituti di formazione hanno iniziato a funzionare, così come speravano i fratelli Mezzacapo. Era talmente complesso leggere, difficile leggere Rivista Militare, che già nel 1862, quindi pochi anni dopo la sua nascita, gli affiancarono un'altra rivista chiamata Italia Militare. Se riuscite a entrare in possesso di un numero di Italia Militare, tenetevelo stretto, perché è difficilissimo da recuperare. Io è un anno che ci provo e veramente con scarsi risultati. Questa rivista era una rivista trimestrale, mentre la Rivista Militare era una rivista mensile. Ed era nata con l'intento di essere la parte ufficiosa di Rivista Militare. Quindi cerchiamo di tradurre in un linguaggio comprensibile per tutti ciò che abbiamo scritto dall'altra parte, che invece è ristretto ad un numero di persone che possono capirci. E voi pensate che è stato a lungo direttore di quella rivista niente poco di meno che Edmondo De Amicis. Quindi stiamo parlando di una delle più felici penne italiane, ha diretto Rivista Militare per tanti anni. Questa era l'attenzione che si aveva nei confronti del cittadino, quindi cerchiamo di fargli capire anche a lui le questioni militari, cerchiamo di farlo appassionare e quindi che non restino queste questioni esclusivamente in un ambito prettamente militare.
Pensate che nel 1872 è apparso sulle pagine di Rivista Militare un articolo straordinario sulla difesa dei valichi alpini, scritto da un giovanissimo capitano, Giuseppe Perucchetti. Ecco, quell'articolo lì ha dato il via, qui abbiamo la Giulia, ha dato il via al corpo degli alpini. Quindi gli alpini sono nati grazie ad un articolo che è apparso, anche grazie, non la voglio prendere tutta io il merito in quanto attuale direttore, anche grazie ad un articolo apparso su Rivista Militare. E in quell'articolo lì si faceva tutta una disamina innanzitutto topografica e geografica dell'Italia e poi si proponeva una tipologia di reclutamento regionale. Voi pensate che nell'idea di Perucchetti gli alpini si sarebbero dovuti chiamare bersaglieri delle Alpi, perché i bersaglieri erano la specialità nata da poco, la specialità quella più sportiva, più energica, più ardita, e quindi l'idea era quella lì. Poi, insomma, nel 72 poi sono nati ufficialmente, quindi dopo pochi mesi è stato dato il via con il primo reclutamento regionale per il corpo degli alpini. Rivista Militare fino al 1918 si è sentita libera di scrivere, di criticare e di proporre su tutti i temi. Ci sono articoli del 1880 e 1890 che se io li scrivessi al giorno d'oggi, forse il giorno dopo mi accompagnerebbero all'uscio, da quanto erano liberi. Quindi c'era una critica molto molto forte, erano tutti liberi. Cioè che un capitano partecipasse ad un'esercitazione da esterno, quindi da uditore, da osservatore, e poi criticasse quella esercitazione svolta dal numero uno dell'esercito di allora, era normale. Quindi c'era veramente tanta libertà. Nel momento in cui questa libertà è venuta meno, nel frattempo l'Italia è entrata in guerra nel 15, ricordiamo tutti che la legge, quella sulla censura, è entrata in vigore prima addirittura di entrare in guerra. Però fino al 18, più o meno, Rivista Militare è riuscita a dire, a guerra durante, ancora ciò che veramente i propri autori pensavano. Nel 18 l'editore Voghera, peraltro uomo coraggiosissimo, e non se la sente più, dice guardate, se andiamo avanti così i nostri autori non sono liberi di esprimere il proprio pensiero. Per cui cosa fa? Sospende le pubblicazioni. E questo a mio avviso è veramente sinonimo di grande concretezza, cioè di aver capito cosa significa fare informazione. E quindi hanno sospeso le pubblicazioni, guardate che bella questa frase, eventi estranei alle sue funzioni costringono oggi l'editore Voghera a sospendere le pubblicazioni, quindi non a chiudere, a sospendere, le quali verranno riprese non appena gli scrittori rientreranno in possesso di tutta la loro indipendenza di giudizio e libertà di discussione. Ora, quando riprenderanno le pubblicazioni di Rivista Militare? Vi sembrerà assurdo, ma riprenderanno nel 1927. Perché vi deve sembrare assurdo? Nel 1927 già hanno quinto dell'era fascista, voglio dire, tutta questa libertà di espressione probabilmente in Italia non c'era. Ci hanno provato però, sono stati coraggiosi. E devo dire anche che l'editoriale del maresciallo Badoglio del 1927, che ridà il via a Rivista Militare, è un editoriale molto bello. È tutto unito alla libertà di critica, alla libertà di espressione del proprio pensiero. Il fatto è che a quelle bellissime parole non sono poi seguiti i fatti. Quindi nel 1933 vengono risospese le pubblicazioni. Vengono riprese queste nel gennaio del 1945. Quindi badiamo bene alla data. Gennaio 1945 la guerra è ancora in corso, non è finita in Italia. Eppure l'allora capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Paolo Berardi, vuole ritornare in edicola, vuole ritornare a pubblicare la rivista. Scrive un editoriale straordinario. Io qui vi ho sintetizzato, vi ho messo veramente 4 righe, ma quell'editoriale lì va veramente appeso in tutte le case perché è un inno alla libertà. Il criterio che deve informare di sé la risorgente Rivista Militare è quello della libertà di pensiero. Il pensiero militare venne compresso e mutilato e seguì una preparazione militare inadeguata ai propositi bellici, fatta più di forma che di sostanza. E va avanti, l'editoriale è bellissimo, consiglio a tutti di leggerlo. Potete leggere tutti questi numeri di Rivista Militare sulla piattaforma isu.com,
Basta che digitate rivista militare, digitate l'anno che volete leggere, ci sono tutti liberamente consultabili. Li abbiamo scannerizzati tutti, dal primo al penultimo. Dal primo al penultimo. Dal 45 in poi, rivista militare ha seguito ogni anno, ogni mese, a seconda dei periodi, talvolta era mensile, talvolta bimestrale, talvolta trimestrale, non è un problema, ha seguito tutta la storia italiana. Fino agli anni 70, quindi fino al 74, comunque la rivista ha mantenuto un carattere prettamente scientifico, quindi è una rivista impegnativa da leggere. Io ho un numero del 1971 in cui su 100 pagine, aveva questo formato sostanzialmente di un libretto, in cui di 100 pagine ce n'erano la bellezza di 54 dedicate al commento del capitolo 13 del De Bello Gallico relativo all'assedio di Alesia. Ora, se io oggi, nel 2023, presentassi la mia rivista con la metà delle pagine dedicata all'assedio di Alesia, beh, forse potrei sperare che qualche esperto, qualche appassionato di storia romana mi legga, ma per il resto vi perderei tutti per strada. Però ai tempi funzionava ancora così. E quel numero lì era la quarta parte di quel commento, quindi ce n'erano altre 3 prima. Però piaceva ai tempi così. Dal 73 in poi abbiamo cambiato il format, quindi si è passati dal formato di un libretto a quello di un rotocalco, qual è quello di oggi. Ai tempi le copertine erano terribili, avevano quelle foto, torno un attimo su quella prima. Avevano delle foto che erano veramente brutte, io lo devo riconoscere, però ai tempi piacevano quelle foto lì, erano cose terribili. Hanno iniziato a introdurre un po' più di foto, anziché tutti i grafici, i numeri, quindi a renderla un po' più piacevole, però continuava a restare una rivista limitata ad un consesso di esperti, che erano quelli militari. Il cambio imponente lo abbiamo nell'83. Nell'83 perché? Perché nel 1982 l'Italia partecipa alla prima missione importante all'estero, quella nel Libano dell'82. Ecco, da lì in poi vi è stata un'apertura straordinaria, cioè Rivista Militare ha cambiato passo. Ha detto non dobbiamo più essere una rivista interna nostra, una specie di rivista a uso esclusivo d'ufficio, ma dobbiamo aprirci alla collettività, quindi a tutti. Da lì in poi la Rivista Militare si è aperta. Pensate che ho scovato così per puro caso, mi sono imbattuto in un numero in cui un giovane ufficiale a Torino, della scuola d'applicazione, proprio nell'82, scrive una lettera al direttore, gli chiede: ma io mi sono imbattuto qui al circo ufficiale in questa bella rivista, ma è molto bella, ma perché non ci apriamo? Perché non la vediamo in edicola? Solo su abbonamento la si poteva ricevere. Il direttore ha risposto sulle pagine di rivista a quel giovane ufficiale dicendogli: sì, in realtà noi vorremmo, però ancora siamo una rivista un po' troppo chiusa, trattiamo dei temi un po' troppo sensibili, non possiamo aprirci a tutti, lo faremo presto. L'anno dopo, neanche come dire, il caso, ha voluto proprio che si aprissero e che la rivista è stata la prima rivista ad aprirsi alla collettività, quindi a comunicare, a dialogare costantemente con tutti gli italiani, quindi non solo con coloro che indossano una uniforme. Da quell'anno lì in poi la Rivista Militare ha cambiato un po' la copertina, i colori, ma la sostanza è rimasta quella, quindi un dialogo continuo tra l'istituzione e tutti gli altri cittadini. Devo dire però che Rivista Militare non va confusa con la rivista ufficiale della Forza Armata Esercito, non lo è. Non è perché è una rivista, è un giornale, fa informazione. Se fosse una rivista ufficiale sarebbe monocorda, esprimerebbe esclusivamente il pensiero della Forza Armata e così non è. Non è perché non è mai voluta essere, perché i padri fondatori di Rivista Militare hanno voluto quello. Il nostro statuto, l'articolo 2, recita proprio questo: in ossequio alla libertà di espressione, Rivista Militare non è la rivista ufficiale né quella ufficiosa dell'esercito. È ovvio che siamo una rivista istituzionale, io indosso una uniforme, pertanto intelligenti paura, però sulla rivista vengono trovate tutte le opinioni, perché è da quello che ci si arricchisce, dalle diverse opinioni. Ora, io con questo vi ho fatto un po' un quadro di come è nata e si è evoluta Rivista Militare, perché ritengo che sia interessante.
perché Rivista Militare ha accompagnato la storia patria. Quindi, così come è cambiato l'approccio della rivista nei confronti dei propri lettori, insomma, noi abbiamo capito come si è modificata anche la società italiana. Io adesso vi presenterei un paio di articoli del numero che vi abbiamo dato nella brochure di benvenuto, che è il numero che è ancora in edicola. Da domani ce ne sarà uno nuovo, quindi poi vi farò vedere alcuni articoli sul numero che da domani troverete in edicola, oppure su abbonamento per chi che si vorrà abbonare. Allora, il primo articolo che vi voglio presentare è quello del professor Pirni. Il professor Pirni è un professore di filosofia morale presso la Università Normale di Pisa, quindi stiamo parlando di una eccellenza nazionale. La Rivista Militare lo ha incrociato la prima volta a Milano, l'anno scorso, quando c'è stato il festival di Focus Live, e il tema di quella tavola rotonda alla quale abbiamo partecipato era proprio chi ha paura dei robot. Un tema molto importante. A che il professore ha partecipato, gli ho chiesto un contributo, ho detto la posso intervistare, ci possiamo incontrare. Ha aderito subito con grande entusiasmo. E io nelle mie interviste cerco sempre di mettere la mia controparte un po' alla corda, no? Gli faccio delle domande pesanti, serie, e non chiedo che mi rispondano subito, Cioè, dico, ragioniamoci, perché io quello che voglio dare ai miei lettori è un articolo di approfondimento, quindi ogni parola deve essere pesata il più possibile. Noi non facciamo scoop, usciamo ogni 2 mesi, a mesi alterni, quindi non riesco a essere neppure aderente all'attualità, a parte il fatto che al giorno d'oggi essere aderenti all'attualità è una cosa, ma poi ci dirà il dottore, è difficilissimo, cioè anche la carta stampata è difficile starci dietro perché è talmente veloce tutto. Allora noi chiaramente ci siamo focalizzati sull'analisi, quindi sulla riflessione un po' più meditata, con un po' più di calma. Allora, la prima cosa che ho chiesto, ma insomma, dobbiamo avere paura dei robot, cosa significa, chi è un robot? E il professore è partito, il professore di filosofia, è partito da lontano. Innanzitutto mi ha dato l'etimologia del termine, ha detto l'etimologia è cieca, deriva dal termine robota, che significa lavoro pesante. Nata nel 1920, però ha fatto un riferimento addirittura biblico, mi ha parlato del golem. Nella Bibbia si parla del golem, cioè di questo essere di argilla che viene animato e che cosa fa? Aiuta l'uomo. Quindi l'idea del robot è di qualcosa o di qualcuno o di qualcosa simile all'uomo che lo aiuta in che cosa? In un lavoro sostanzialmente pesante. Dopodiché io ho chiesto, va bene, nella cultura popolare noi vediamo i robot talvolta come amici, talvolta come nemici, pensiamo che, non so, Terminator, Matrix, insomma, la fantasia ci aiuta in tutti i modi. E lui lì mi ha risposto, dobbiamo slegarci da quel concetto del robot inteso come una macchina simile umana. Un robot può essere anche una stringa, un algoritmo. Bene? E comunque del robot, e con questo vi faccio un invito alla lettura di un filosofo importante del secolo scorso, Martin Heidegger, un filosofo impegnativo da leggere, devo dire. Però il libro che vi consiglio come lettura è Saggi e Discorsi del 1954. È stato recentemente ripubblicato da Mursia nella sua 6ª edizione con una grande introduzione del professor Vattimo. Non vi consiglio essere tempo se non avete alle spalle degli studi di filosofia, perché io ci ho provato l'anno scorso, è stato un disastro, ve lo confesso. Non l'ho mollato fino alla fine, però dovessi poi essere, come dire, onesto e dirvi quanto ci ho capito, assai poco, perché è veramente, veramente difficile. Mentre questo libro qua è alla portata di tutti e lo spiega anche il professor Vattimo nella sua introduzione, dice questo è un libro per tutti. Soprattutto vi consiglio il primo saggio. Il primo saggio è un saggio del 53 sulla questione della tecnica, si chiama. Quindi Heidegger affronta la questione della tecnica e dice questo: noi non dobbiamo pensare che nella tecnica ci sia un qualcosa di demoniaco in sé. Non c'è nulla di demoniaco. Anzi, se dovessimo aver paura della tecnica o di qualcosa che della tecnica ci spaventa, noi ci renderemo conto che mano a mano che ci avviciniamo a quel cuore del problema, si illumineranno tutte le strade che ci permetteranno di capire meglio quel problema lì. Perché? Perché continueremo a indagare, continueremo a domandare, continueremo a chiedere, perché continuare a domandare è la pietà del pensiero.
Questo lo scriveva Heidegger 70 anni fa e aveva ragione, noi non dobbiamo spaventarci. Certo è che la tecnica impone sempre poi due bilanciamenti. Un primo bilanciamento è cosa possiamo tecnicamente, scientificamente, operativamente fare e ciò che è giusto, ciò che è giusto fare. Ecco, su ciò che è giusto fare e lì bisogna perderci più tempo. Il professore ci aiuta a capirlo perché ricorre sempre alla saggezza degli antichi, quindi ricorre sempre ai filosofi dell'antichità, attraverso un'espressione che abbiamo definito antropologia del limite. Quindi lui cerca sempre di individuare ciò che è il confine e ciò che è il limite. Però non vi dico tutto, altrimenti poi l'articolo non lo leggete, siccome ve l'abbiamo dato un pochino. Sentite cosa dice il professore. Nel suo senso, perché l'uomo comunque continua a ricercare, ad andare avanti? È la sua natura, perché nel suo senso ontogenetico all'uomo non è bastato scaldarsi con il fuoco, ma ha cercato di costruire qualcosa di più duraturo come un'abitazione. Da un'abitazione siamo arrivati ai mega siti di oggi. Quindi fa parte della nostra natura andare avanti. Quindi è irrisorio pensare di fermarsi o di fermare la tecnica. Come vediamo il futuro? Il professore Pirni ci suggerisce di non considerarci più esclusivamente come esseri biologici, ma di iniziare a pensarci come esseri biologico-macchinici. Cosa intende? Intende che se un domani uno avesse bisogno, una valvola cardiaca stampata con una stampante in 3D, un braccio bionico, possono benissimo fare alla bisogna. Quindi non solo essere biologico, ma essere integrato con la tecnica, con la meccanica. E qui entra poi la parte etica. Ma è giusto quello che facciamo? Perché se è giusto deve essere alla portata di tutti. Sarà alla portata di tutti? E queste sono domande alle quali al momento non abbiamo una risposta. Però sono domande impegnative e il fatto che siano difficili non deve autorizzarci a non rifletterci. Chiaramente gli ho chiesto poi, per finire con il professor Pini, un piccolo approfondimento su come si può vedere la guerra del domani. Sapete che ci sono studi americani che pensano che da qua al 2050, non fra 50 anni, sul campo di battaglia, gli esseri umani saranno assai pochi. Quindi ci saranno magari un comandante con una squadra a comando e tanti robot, tanti droni, tutto ciò che possiamo mettere sotto il cappello del cyber. Ma di uomini ce ne saranno sempre di meno. Questo sarà giusto? Sì, se dall'altra parte ci saranno altrettanti robot, altrettanti droni. Se dall'altra parte ci saranno esseri umani, questo sarà giusto? Dobbiamo iniziare a pensarci. Ecco, questo è un invito alla riflessione. E mi ha fatto molto piacere, devo dire la verità, confrontarmi con il professor Pini, perché sono questioni impegnative, trasversali, perché partono dalla scienza, arrivano alla filosofia, all'etica, alla religione, se si vuole. E però dobbiamo ragionarci. Sempre su questo numero troverete un articolo di cui sono molto contento. Vabbè, torno un attimo indietro, facciamo vedere. Questo lo devo al professor Gastone Breccia. Il professor Gastone Breccia è uno degli storici più grandi. Però mi chiedono al colonnello direttore di parlare un po' più vicino al microfono, perché il microfono ok. Sì. Quindi salutiamo il professor Gastone Breccia che è in collegamento con noi ed è un nostro collaboratore. L'anno scorso ha preparato per noi uno speciale bellissimo, tutto dedicato ai 150 anni dalla nascita del Corpo degli Alpini, in un fascicolo speciale allegato al nostro numero. 40 pagine densissime, ricche di notizie e poi il professore è veramente un grandissimo divulgatore, quindi lui prende una questione difficile e complessa, lui ce la riesce a tradurre in termini semplici e comprensibili per tutti. Quindi bravo professore, grazie, se mi sente veramente un mio complimento come sempre. Di quest'altro abbiamo, non ho tempo per illustrarvi tutti gli articoli, comunque avete visto lì abbiamo il professor Broccoli. Il professor Broccoli declina su ogni numero una questione artistica, anche quindi declinata attraverso il mondo militare. Il professor Broccoli è un comunicatore nato. Questo articolo è un pochino impegnativo,
ma lo mando, cioè lo voglio indicare come un articolo fondamentale di questo numero di rivista militare. L'ho chiesto ad un religioso, ad un gesuita, padre Giovanni Cucci, che tra l'altro è insegnante alla Università Pontificia Gregoriana, fa parte del comitato dei redattori della Civiltà Cattolica, che è una rivista che viene pubblicata dal 1850, quindi addirittura prima di rivista militare, esce ogni 2 settimane in 8 lingue diverse, quindi è veramente una rivista di altissimo spessore culturale. Avevo letto un suo bel intervento su quella rivista e gli ho chiesto di semplificarlo un po' per i miei lettori, di tagliare le parti prettamente dedicate alla religione e di focalizzarci sulle due questioni, sui due movimenti, quindi il transumanesimo e la postumanità. Lo ha fatto e ha fatto un articolo veramente bello. Vediamo, vi leggo adesso un passo. Il transumanesimo è sostanzialmente quel movimento che penso che se il mio corpo è caduco, invecchia, ha bisogno di un aiuto, non mi meraviglia, non mi spaventa l'idea di avere un'anca con un inserto meccanico, è normale. Al giorno d'oggi lo facciamo tutti, chi ha bisogno interviene. Questo è il movimento transumano, quindi si inserisce qualcosa sul corpo. Il movimento del postumanesimo va ben oltre. E cosa dice? Il movimento postumano vorrebbe andare più in là di un potenziamento medico e intellettivo. Il suo punto di arrivo ideale è annullare la dimensione biologica, luogo di malattia e di morte. Quindi col movimento postumano si vuole proprio abbandonare il corpo, perché il corpo invecchia, il corpo si ammala, il corpo deperisce, il corpo muore. Non ho bisogno del corpo. E poi ricordiamoci, ricordo di aver letto tempo fa, non so se fosse una battuta, però la fece Einstein, quando gli chiesero a cosa serve il corpo. E lui rispose, il mio corpo serve a portare in giro il mio cervello. È una cosa veramente interessante, però implica tante altre cose. Quindi con il movimento della postumanità si vuole abbandonare sostanzialmente la fragilità umana per dare peso a che cosa? Esclusivamente alla parte intellettuale, concettuale. Va bene? Il tema dei cyborg. Qui il professor Cucci si ferma anche sul tema dei cyborg. Cosa significa cyborg? Cyborg è una crasi da cybernetic organism, quindi è un mix di queste due parole, che nasce negli anni 60, per la precisione proprio nel 1960, grazie ad un articolo pubblicato su una rivista statunitense chiamata Astronautics da 2 ricercatori. Questi 2 ricercatori cosa sostenevano? Raccontavano di come sarebbero potute avvenire in futuro le missioni nello spazio. E loro suggerivano, anziché lavorare sulla navicella, quindi per potenziarla, per rendere possibile all'uomo di fare trascorrere questi lunghi anni di viaggio nello spazio, lavoriamo sull'essere umano. Quindi trasformiamo l'essere umano in qualcosa che non riesca a supportare determinati sforzi. E quindi da qui nasce l'idea del cyborg. E qui il professore ce lo spiega molto bene. Va bene, io direi che con questo articolo vi ho intrattenuto abbastanza, andiamo. Poi ci sono altri articoli, questo articolo adesso non ho tempo per affrontarlo, tutto dedicato all'urbicidio. Cosa significa l'urbicidio? Un'intervista al professor Chiodelli, che è un professore di geografia dell'Università di Torino. L'urbicidio è un termine che nasce in ambito architettonico. Negli anni 60 negli Stati Uniti, allora quando venivano rasi al suolo completamente determinati quartieri per fare spazio a nuove costruzioni, si parlava di urbicidio, di urbicide. Questo termine poi è stato mutuato e hanno iniziato a usarlo per la prima volta con Sarajevo, con la distruzione, con la volontaria distruzione di una città. Quindi la città non più come effetto secondario, la cui distruzione è un effetto secondario, ma la cui distruzione è voluta, quindi come obiettivo primario. Ed è molto interessante. Chiaramente i richiami alla qualità, non vale a dire, da sé vengono da soli. Andiamo invece al numero, io vi terrei qua fino a domani, però capisco che sono già le 5 di sera e quindi
Allora, va bene, nel mio editoriale presento l'intervista principale, che è questa qui, dedicata al professor Vittorio Emanuele Parsi. Il professor Vittorio Emanuele Parsi è un professore di relazioni internazionali, noto in ambito nazionale e internazionale, quindi è veramente un esperto del settore. Peraltro fa parte del Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione della cultura della difesa, da poco creata da parte del Ministro della Difesa, l'onorevole Crosetto. Anche qui, come sempre, al professor Parsi, che ha scritto un libro bellissimo sul il posto della guerra e il costo della libertà, della democrazia, ho cercato anche lui di metterlo veramente alla prova, quindi impegnandolo con domande di un certo peso. Gli ho chiesto anzitutto se la guerra alla quale stiamo assistendo in Ucraina è una guerra di tipo classico, quindi una guerra meramente votata all'acquisto territoriale, quindi acquisire territorio. E mi ha risposto tutto l'opposto di quello che magari pensavo, cioè no, questa guerra ha un carattere eminentemente ideologico, marcatamente ideologico. Dopodiché gli ho chiesto un'interpretazione di una famosa definizione delle guerre che sono in corso in questo periodo, data dal Santo Padre, cioè di una terza guerra mondiale a pezzi. Lei si ritrova in questa definizione? La risposta è stata no. No, perché? Perché crea confusione e ne spiego il motivo. Evocando come rischio lo scenario apocalittico che potrebbe essere una guerra termonucleare, si fa leva sull'emotività. E lui dice, quella è una guerra ideologica, non dobbiamo però innalzarla, va riportata al posto dove deve stare. A che chiaramente gli ho chiesto, bene, se la guerra è ritornata nel posto che le è proprio, cioè l'Europa, ha avuto un numero di guerre nella sua storia, credo che sia uguale forse a tutto il resto del mondo. Per cui noi adesso ci siamo tutti meravigliati e io dico, sono contento che continuiamo a meravigliarci, a stupirci e essere angosciati. Il fatto è che 80 anni, fortunatamente, di pace ci hanno disabituati alla guerra, per cui questa guerra ci ha colto alla sprovvista. Una guerra di stampo classico, quindi con carri armati e finanche trincee. Le trincee che noi pensavamo relegate alla prima guerra mondiale. Dove sono i soldati infilati in una trincea? Quindi, e poi al contempo un uso della tecnologia smodato. Noi lo vediamo con un prossimo articolo sulle app. E quindi anche qui il professore mi ha dato questa sua risposta. Sulla libertà gli ho detto, va bene, allora se la guerra è ritornata in quel posto che è stato sempre storicamente più consono, no? Lei dove vuol mettere il costo che attribuisce alla libertà che noi vogliamo? La risposta è stata questa, che il costo della libertà è altissimo. Il costo della libertà è altissimo, per cui bisogna pagare quello che è necessario pagare. Guardate bene, io ho intervistato tante persone, non significa che io sono d'accordo con tutti, significa che io voglio proporre ai miei lettori il più ampio ventaglio possibile di opinioni, sempre di autorevoli però autori, questo va da sé. E dice, professore, così come siamo, questo è un pezzo molto bello, così come siamo in grado di dare un valore in termini di prezzo alla salvaguardia dell'ambiente, parliamo dell'ambiente naturale, dovremmo essere in grado di prezzare anche la salvaguardia dell'ambiente politico, nel quale le democrazie si muovono e possono vivere. Il professor Parsi punta tutto sul concetto della democrazia, non su quello del libero mercato. Il libero mercato viene dopo. Noi pensavamo, secondo il professor Parsi, che il libero mercato ci aiutasse. Noi pensavamo, ad esempio, che il gas, gli scambi economici rendessero il tutto più soft, cioè rendessero le relazioni tra noi e l'Est, così non è stato, abbiamo visto. Anzi, quello strumento di mercato, di libero mercato che è stato, per dire, il gas, per l'economia, in genere è stato usato come strumento di ritorsione. Quindi è un'analisi importante. Ha scritto proprio un libro sull'argomento, se avete piacere di leggerlo io ve lo suggerisco perché è molto bello. Termino con il professor Parsi con questa sua riflessione sulla democrazia. Il professor Parsi sostiene fermamente che le democrazie fra di loro non si fanno la guerra. Quindi l'unico modo per
riuscire a limitare la guerra è quello di far diffondere la democrazia, non il libero mercato, non l'economia. Quella avviene dopo, può essere un pilastro che sostiene, però è il concetto della democrazia che è quello più importante. Sui prossimi numeri troverete altre interviste ad altri autorevoli autori che ho incontrato. Vi cito quella che poi incontrerete nel mese di agosto se vorrete leggerci. L'ho fatto al professor Carlo Galli. Il professor Carlo Galli è un filosofo, uomo di una cultura straordinaria. Ho avuto il privilegio incommensurabile di averlo come mio professore a Modena in accademia. Un uomo, anche lui l'ho messo alla prova, gli ho fatto le domande che ruotano tutto attorno al concetto di guerra giusta. Gli ho chiesto, ma secondo lei perché è avvenuta questa guerra? E il professor Galli mi ha dato una risposta di tutt'altro tipo. Perché? Perché che ci fosse in Ucraina una democrazia o un'autocrazia, secondo il professor Galli, a Putin non interessava, a lui interessava avere il dominio su quell'asse lì che rappresenta una spina, un coltello piantato nel fianco di tutta l'Europa. Chi comanda quell'asse lì, che coincide con l'asse di avanzamento principale delle truppe russe, mette una spina, usa questo termine, una spina nel fianco dell'Europa di ricatto. Leggete quell'articolo lì, quell'intervista lì, perché è estremamente importante. Io direi col professor Parsi abbiamo finito, andiamo all'articolo successivo. Abbiamo tanti articoli dedicati al cinema. Noi cerchiamo di declinare sempre nella nostra rivista tutti i possibili aspetti della cultura, del pensiero militare in tutta una serie di diverse sfaccettature. Quindi parliamo del cinema, parliamo della musica, parliamo dell'arte. Questo invece è un articolo prettamente di fondo, un articolo molto istituzionale, è scritto dal numero 2 dell'esercito, il generale Gaetano Zauner, che è il sottocapo di Stato Maggiore dell'esercito, ed è un articolo dedicato alle forze corazzate. Dei carri armati se ne è parlato tanto in passato e i carri armati sono stati, come dire, più volte suonate le campane a morto da funerali, il carro armato è finito. Abbiamo invece visto cosa sta succedendo, quindi ancora una guerra di carri armati, una guerra di uomini. Il fatto che poi tutta una serie di carri armati siano stati distrutti in quel modo che sembra molto facile a noi, non ci deve trarre in inganno. Perché? Perché c'è un gap tecnologico tra coloro che hanno invaso e coloro che si sono difesi che è estremamente alto. Quindi il carro armato non ha perso nulla di quella formula tattica vincente che ha sul campo di battaglia, che è articolata nella protezione, nella capacità di fuoco, quindi nella potenza di fuoco e nella mobilità. Questa si chiama formula tattica. Quindi il carro armato resta ancora ad oggi l'elemento vincente sul campo di battaglia. È un articolo estremamente interessante che dà la posizione ufficiale della Forza Armata sull'argomento. Andiamo. Ecco qua, parliamo invece di informazione tossica. Questo articolo ce l'ha curato il professor Massimo Chiais. È veramente un bell'articolo, godibilissimo. Con l'informazione, ma poi abbiamo insomma il nostro presidente che ci aiuterà a capire. Io ricordo quando seguivo un master nel 2005, i professori mi spiegavano di come l'informazione, da che era un'informazione di approfondimento, cioè tutti i giornali, tutte le testate avevano i loro corrispondenti in tutto il mondo, più di uno magari. Quindi c'era l'unità che aveva il corrispondente da Mosca, il corrispondente da Pechino, la stampa che aveva il corrispondente. Quindi c'era un ritorno di informazione solido, perché tutti i giornali avevano un loro uomo di fiducia là. Si è passati da quel tipo di informazione a quella che era stata poi definita l'infotainment, cioè information entertainment, quindi un'informazione non poi così nel dettaglio, approfondita, accurata. Adesso siamo arrivati a un punto, e ci suggerisce Chiais questo fatto qua, che rischiamo di essere in un momento in cui si parla di infotox, di infox, information intoxication, cioè dobbiamo temere l'informazione che riceviamo perché è un'informazione intossicata. Allora, su questo argomento ho avuto il piacere di intervistare 2 numeri fa
il direttore di La Repubblica, Maurizio Molinari. E mi ha dedicato un'intervista che io ho detto, guardi, lei non mi ha dedicato un'intervista, mi ha fatto una lezione di giornalismo, 33 minuti, altissimo livello. E mi ha detto una cosa importante, l'informazione di qualità ha un costo, perché avere un corrispondente tuo sul campo, che tu hai mandato là in quell'area di crisi, costa. E deve essere tra l'altro uno bravo, perché deve capire anche ciò che gli succede attorno. Poi mi ha fatto tanti esempi successi a lui, perché lui è stato a lungo reporter, cronista, reporter di guerra, inviato di guerra in Medio Oriente. Quindi mi ha raccontato di episodi nei quali lui era là presente, ha visto certe cose, gli hanno presentate come tali, il giorno dopo erano esattamente l'opposto. Quindi mi ha raccontato, e viene citato, quindi non sto rivelando nulla di segreto, ma lo ha raccontato, quello che vi dico è presente nell'intervista, di quando si trovava in Medio Oriente e i palestinesi gli fanno vedere un ospedale colpito da un razzo. E dicono, questa distruzione qua è stata commessa dagli israeliani. Pronti loro, lanciano il messaggio, quindi ospedale colpito. E il giorno dopo gli israeliani li chiamano e gli fanno vedere attraverso i radar la traiettoria di quel razzo. Quel razzo era partito invece dalla Palestina ed era caduto prima, quindi non era riuscito ad arrivare in Israele e quindi era un razzo che era stato lanciato dagli stessi palestinesi. E quindi questo per dire quanto è difficile anche a chi sta lì sul campo questo lavoro. Ma è un lavoro che costa, perché costa tantissimo anche avere dei programmi, dei software in grado di aiutarti a capire se quella foto che ti hanno mandato in quel giorno lì, magari a proposito dei massacri che ci sono stati a Bucha, è una foto vera, una foto realistica. Mi ha raccontato sempre Molinari che avevano ricevuto questa foto, uno scoop, una roba importante, forte, però il sesto senso del giornalista ha detto ragioniamoci sopra. Ha messo una squadra a studiare quella foto lì per svariate ore, grazie a tutti i software che ci sono ad oggi, che costano. Ebbene, dopo svariate ore di studio hanno capito che quella foto lì era un falso. Però aveva tutte le premesse per essere una foto vera o attendibile. Quindi l'informazione al giorno d'oggi è veramente difficile, quindi il lavoro che fanno i giornalisti è veramente difficile perché falsificare una foto, un documento, al giorno d'oggi è... Io mi sono impressionato, alcuni giorni fa sono apparse quelle foto di Trump con le manette, sembravano foto vere. Eppure è tutto creato al computer, con questi programmi, con queste che vengono anche poi propriamente definiti di intelligenza artificiale. Comunque su questi programmi si lavora molto. Va bene, io dell'articolo di Chiais cosa vi posso dire? Allora, si parla di informazione intossicata, quindi l'obiettivo di questa informazione è quello di trasformare la realtà in qualcosa di irreale, ma ancor più di rendere reale ciò che reale non è attraverso azioni che lui definisce di ingegneria storica. Cioè si corre il rischio di riscrivere la storia con una narrativa del tutto inventata. E questo grazie a questa informazione. In più, questa guerra ci ha fatto capire che la vecchia propaganda, quella del noi contro loro, dei noi buoni contro gli altri cattivi, dei noi umani contro gli altri disumani, è ritornata di nuovo in auge. Una propaganda atroce. Stiamo parlando di cose che sono sempre esistite, propaganda, contropropaganda, informazione, disinformazione, esistono da che esiste l'uomo, questo è ovvio. Il fatto che adesso attraverso soprattutto i media è diventato facilissimo accedere. Ragioneremo poi dopo con un altro articolo invece sul cercare di capire come ragiona la mente, perché se noi cerchiamo di capire come noi stessi pensiamo, forse riusciamo ad approcciare meglio l'informazione, ma lo vediamo con il prossimo articolo. Ma poi bello, cita Mark Twain con questa celebre frase: il pericolo non viene da ciò che noi conosciamo, ma da ciò che crediamo vero e invece non lo è. Riflettiamo su questa frase che secondo me è bellissima. Poi ci sono un paio di foto veramente belle, vedete, di sotto c'è un comandante degli Stati Uniti, un americano, viene spacciata la foto sopra come un comandante statunitense fatto prigioniero in Ucraina, quindi voi pensate a che livello
si sta lavorando, così come quella signora anziana che gli viene messo in mano una bandiera con falce e martello di vecchia data. Bene, passiamo al prossimo articolo, che è quello, questo è un articolo molto interessante, dedicato alle app, cioè tutti ormai hanno un cellulare. È stato usato, tutte le app sono state usate tantissimo in Ucraina. L'autore qui è Andrea Spada, è un giornalista, peraltro anche riservista dell'esercito, fa tutta una carrellata delle principali applicazioni che sono state utilizzate in Ucraina per difendersi o per attaccare. Quindi ci sono tutta una serie di applicazioni che ti avvertono quando è in corso un attacco, quindi dove sei sulla base della tua geolocalizzazione ti dicono attenzione, è in corso un attacco. Così come tu, se, diciamo ad esempio, vedi un drone, fotografi il drone con questa particolare applicazione, quella comunicazione lì viene data a tutti, quindi tutti sanno che c'è un drone lì. Così come tu puoi, se vedi ad esempio un attacco in corso da parte di una batteria di artiglieria o un avvicinamento di carri armati, fotografarli con un'altra applicazione, tu dai la geolocalizzazione di quel nucleo di forze che viene smistata ai centri di fuoco tuoi e che interverranno quindi su quella fonte nemica nel giro di secondi. Per fare questo, fino a qualche anno fa, occorrevano svariati minuti, svariati. Adesso è una questione di secondi. In più sono state create anche delle app, di cui una ve la cito perché è molto interessante, si chiama la RCC, è la app dedicata ai crimini di guerra, quindi alla Russian War Crimes. Addirittura hanno fatto un'app sulla quale caricare le evidenze o episodi che possono essere fatti risalire ai crimini di guerra russi. Questo da parte degli ucraini. Cosa hanno fatto i russi? Io sono certo, per quanto sia triste e forse anche grottesco quello che sto per dirvi, di dirvi una cosa alquanto insolita. Molti russi sono stati geolocalizzati durante l'avanzata perché durante l'avanzata si sono collegati a dei siti di incontro per incontrare delle donne. Tinder. Questa è una cosa che se non fosse triste sarebbe francamente grottesca. Però così è stato. E li hanno geolocalizzati perché Tinder permette di geolocalizzare nell'arco di alcuni chilometri chi si collega. E chiudo questa parentesi. Ultimo articolo che vi voglio presentare è quello della Cognitive Warfare. Il Cognitive Warfare è un articolo curato dal professor Castiello D'Antonio. Il professor Castiello D'Antonio è un luminare del settore. Ha scritto questo articolo. È un articolo piuttosto complesso, quindi va letto con calma, non è un articolo di intrattenimento, è un articolo di approfondimento. Va bene? Ci parla, anzitutto, io direi che possiamo partire con questa affermazione del generale Goldfein del 2017 statunitense e dice: "We are transitioning from wars of attrition to wars of cognition." Cosa significa? Significa che con wars of cognition è un mix di guerra psicologica e di cyber warfare messi assieme. Quindi questa è la guerra di cognizione alla quale fa riferimento il professor Castiello. Poi cosa ci dice? Ci dice che si può affermare che l'utilizzo non di un social media, ma di un sistema di social media. Cioè, noi non dobbiamo pensare ad un social media, Facebook e basta. Adesso si lavora per sistemi. Sistemi che sono poi magari silenti, che vengono attivati su ordine in un determinato momento. E a quel punto lì sarà un attacco di tutti questi sistemi che sono stati lasciati lì silenti per informare, disinformare, attaccare. E tutto questo però lavora su cosa? Su una parte del nostro cervello, perché il nostro cervello non si limita a fotografare la realtà così com'è, il nostro cervello va a colmare i gap. Laddove noi non abbiamo un pezzo di informazione, tutti noi lo andiamo a colmare quel pezzo di informazione. E come facciamo? Lo andiamo a colmare con il nostro progresso, con la nostra esperienza. Per cui nessuno di noi crederà ad un cigno nero, perché noi un cigno nero non l'abbiamo mai visto, eppure esiste. Ecco, questa è una trappola cognitiva estremamente importante. Il professore ci dà alcune dritte importanti e ci dice proprio questo. Come è noto, la mente umana non si limita mai a fotografare la cosiddetta realtà esterna, bensì
costruisce attivamente la realtà, ad esempio colmando i vuoti di informazione o riferendosi alla propria esperienza, lì ove non vi sono agganci attuali che possono aiutare a dare un senso a ciò che accade. Dopodiché parla delle echo chambers e alla fine anche lui ci dà un consiglio. Ecco, io a tutte le persone che ho intervistato, tutti, ho chiesto come ci possiamo difendere dalle fake news. Perché questo ritengo che per il lettore la vera difficoltà è come posso io abbeverarmi ad una fonte che posso ritenere certa, onesta, plausibile. Le risposte sono tante, quelle che ne sono state date. Si va da Carlo Galli che mi dice, anzitutto fate una critica delle fonti. Quindi mettetevi davanti tante fonti dalle quali potervi abbeverare e fate una critica di loro. Di non leggere mai ciò che noi pensiamo. Cioè io vado a leggere laddove mi trovo più vicino, politicamente, idealmente. E quello è già uno sbaglio. Bisogna leggere, certo sì quello, ma bisogna andare a leggere anche l'opposto, perché altrimenti saremo sempre prigionieri di quella trappola cognitiva per cui il cigno nero non esiste. E invece potrebbe esistere. Quindi questa è la prima cosa. Dopodiché invece Castiello ci dice va educata proprio tutta la società ad un senso critico nuovo. Cioè va fatto un fact-checking poi da parte di tutti. Quindi, e per ultimo io vi direi anche quanto mi aveva riferito il dottor Molinari, che un'informazione di qualità, l'informazione di qualità ha un costo. Cioè trovare informazioni libere, gratuite, di qualità è difficile perché per le ragioni che ci siamo detti, un corrispondente ti costa, dei dipendenti ti costano, i software per verificare se una foto è vera o falsa costano e costano anche tanto. Quindi insomma con questo piccolo ventaglio di strumenti possiamo iniziare a cercare di scremare, di non essere succubi, quindi di non berci esattamente tutto ciò che ci viene sempre propinato da tutti. Quindi critica delle fonti, scusate, l'informazione di qualità ha un prezzo, quindi essere un po' scettici su tutto ciò che è gratuito e cercare di svolgere sempre un fact-checking per ogni attività. Io credo di avervi veramente bombardato abbastanza, vi ho presentato quindi un po' la storia della rivista, come è nata, come si è evoluta nel tempo, come è cambiata da strumento di studio a mero strumento oggigiorno di informazione. Vi invito tutti a leggerci e vi invito tutti a collaborare, perché la collaborazione sulla rivista è aperta a tutti. Quindi abbiamo dei parametri editoriali, gli articoli devono essere lunghi un tot, non ci occupiamo dalla fondazione ad oggi di due cose, cioè di politica, non ne trattiamo, ovviamente, e non ci occupiamo, secondo sempre quanto i nostri padri fondatori ci hanno tramandato, non ci occupiamo delle liti tra autori. Quindi chi inizia a litigare con uno ha detto quello non interessano le beghe, non ci interessa, non è roba nostra. Per il resto tutto ciò a che fare con il pensiero militare, la cultura militare declinati in vari aspetti che vanno dall'arte al cinema, alla musica, poi alle operazioni vere e proprie, ecco noi lo affrontiamo. Per cui se vorrete un domani collaborare con noi in prima persona io sarò lieto di ricevere i vostri contributi e rispondo a tutti, quindi anche se il pezzo non andasse bene vi rispondo a tutti dicendo come lo si può migliorare e via di seguito. Io vi ringrazio per l'attenzione, siete stati veramente molto attenti e gentili. Come avete visto, per quanto riguarda il nostro master, app, informazione tossica, cognitive warfare, temi che sono trattati nel nostro master. Bene, allora adesso passiamo invece la parola al presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, il dottor Cristiano Degano, che ha lavorato in RAI, presidente da un bel po' di anni del nostro ordine dei giornalisti e ha avuto anche una parentesi importante, visto che oggi ci sono la conclusione della campagna elettorale.
avuto anche un ruolo importante perché è stato presidente del Consiglio regionale, anche vicepresidente della giunta e assessore, ma quello che ci interessa è proprio questo di aver avuto questo ruolo di presidente del Consiglio regionale, che è molto importante, quindi speriamo che i nostri elettori in regione facciano il loro dovere andando a votare, perché la partecipazione è un altro elemento collegato alle cose che si parlavano prima, quando è stato richiamato Parsi, la democrazia c'è anche questo elemento. Ovviamente il Presidente dell'Ordine dei giornalisti ci farà un intervento alla luce diciamo, degli obiettivi di un'informazione qualificata, con tutte le problematiche che oggi avere un'informazione qualificata porta, e quindi subito la parola al dottor Cristiano Leone. Grazie professor Cevolin, grazie per l'invito. Collaboriamo da diversi anni in modo proficuo, soprattutto da parte nostra, e la ringraziamo per appunto questa offerta formativa rivolta in particolare per quanto ci riguarda ai colleghi giornalisti per il nostro aggiornamento professionale, e quindi grazie anche di questa occasione, grazie all'Esercito Italiano, in particolare alla Brigata Alpina Giulia che ci ospita oggi. La nostra collaborazione continua anche nelle prossime settimane, in particolare ci sarà un altro appuntamento qui proprio tra 2 settimane a Udine, sarò presente anch'io perché si terrà giovedì 13 aprile appunto in collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini questo incontro nella sede dell'ANA di via Pietro di Brazzà 12. L'appuntamento alle 14, raccontare gli alpini, un viaggio lungo 150 anni tra storia e leggende, un appuntamento che è stato organizzato appunto dall'Associazione Nazionale Alpini insieme a noi, proprio propedeutico per affrontare al meglio la Dunata Nazionale degli Alpini, che appunto quest'anno, come sapete bene, è ospitata proprio da questa città, da Udine e dalla nostra regione. Quindi invito i colleghi a partecipare anche a questo incontro appunto che si svolgerà tra un paio di settimane. E allora, per quanto mi riguarda, come vedete il titolo sembra effettivamente un po' lungo, sembra il titolo di un film di Leonard Miller, ma insomma cercheremo adesso di spiegare il perché di questo titolo, appunto, dalla crisi della carta stampata ad un'informazione sempre più affidata ai social, agli algoritmi, che sono già stati citati dal colonnello Cacciaguerra, ne parlerò in particolare io, come la disintermediazione diventa disinformazione. E partirei proprio, possiamo andare all'altra slide, da una parola, mediamorfosi, un neologismo proposto da Roger Fiedler, un giornalista americano che è stato fra i pionieri dell'informazione digitale, per descrivere il processo di cambiamento e trasformazione che investe in particolar modo proprio i media e la tecnologia. A metà febbraio, quindi circa un mese e mezzo fa, si è tenuto a Riccione il congresso dell'FNSI, cioè la Federazione Nazionale della Stampa, che è il sindacato di noi giornalisti. E possiamo passare appunto alla slide successiva, perché appunto questo congresso aveva come slogan informazione e democrazia, la mediamorfosi e il lavoro giornalistico, quindi appunto questa parola mediamorfosi. E intervenendo al congresso il nuovo sottosegretario di editoria Alberto Baracchini ci ha detto: non siamo più nella transizione digitale, non è più il caso di parlare di transizione digitale perché siamo già dentro appieno al digitale. E ha paragonato l'impatto del digitale sul mondo dell'informazione a un'onda oceanica. Dobbiamo però evitare, ha sottolineato, che l'onda oceanica si trasformi in un vero e proprio tsunami. Se non è ancora uno tsunami, beh, ci manca davvero poco. L'onda comunque piuttosto alta, se pensiamo, è per dare un'idea dell'altezza, possiamo passare alla slide successiva, che ogni giorno ognuno di noi scorre sul proprio smartphone o sull'iPad circa 90 metri di contenuti sui social media e online. Quindi 90 metri è come l'altezza
del Duomo di Milano. Ed ancora, passiamo alla slide successiva, secondo gli ultimi dati AudiWeb, nel corso dello scorso anno abbiamo navigato in rete per una media pro capite di 2 ore e 35 minuti al giorno. Tenete presente che appunto questo è una media tra i 2 anni fino agli 85, quindi insomma poi le persone attive come voi passano ancora più tempo di queste 2 ore e 35 minuti, e 2 ore e 23 minuti è il consumo medio pro capite da mobile, quindi da quello che chiamiamo ancora impropriamente il nostro telefonino, perché in realtà è un computer a tutti gli effetti e sempre più evoluto. Ecco, questa mediomorfosi viene evidenziata anche dall'ultimo rapporto del Censis del dicembre 2022, quindi di un paio di mesi fa. Ecco, vediamo appunto la slide che ci dice che l'88% della popolazione italiana oggi naviga su internet, con un incremento di oltre 4,5 punti solo nell'ultimo anno. E sempre l'88% utilizza lo smartphone. Pensate che ancora nel 2009 era solo il 15% degli italiani che utilizzava appunto quello che, ripeto, chiamiamo ancora impropriamente telefonino. Regge abbastanza bene l'urto la televisione, vista dal 95% degli italiani, grazie soprattutto ad una significativa crescita della TV via internet. Web TV e smart TV salgono a quasi il 53% dell'utenza, ma quel che più impressiona è il dato dell'ultimo anno, con un quasi più 11%, e della mobile TV, sempre appunto la televisione vista attraverso il nostro cellulare, passato dall'1% degli spettatori del 2007 a 1/3 degli italiani oggi, siamo appunto al 34%. Buoni anche i risultati della radio. Nel secolo scorso sembrava, come vi ricorderete, forse destinata ad essere quasi cancellata dalla TV, era già stato così segnato il de profundis per la radio, e invece oggi si rivela all'avanguardia dentro appunto i processi di ibridazione del sistema dei media. Complessivamente i radioascoltatori, ci dice sempre il Censis, sono attualmente quasi l'80% degli italiani. Soffrono invece i quotidiani venduti in edicola, che negli ultimi anni hanno fatto registrare un vero e proprio crollo. Pensate, ancora nel 2007, l'anno in cui fecero la loro comparsa l'iPhone e Facebook, erano letti dal 67% degli italiani, oggi da poco più del 25%. Sempre nel 2007 le copie dei giornali vendute quotidianamente erano di poco oltre 6 milioni, oggi superano di pochissimo il milione, quindi veramente un crollo confermato, spero che riusciate a leggere da questa tabella della DS, che sarebbe certamente diffusione stampa, che mette a confronto le vendite dei 15 principali quotidiani italiani, principali quotidiani dell'aprile 2000 con l'aprile 2022. Vedete quindi che se il Corriere della Sera o Repubblica all'inizio del secolo vendevano rispettivamente 721.000 e 648.000 copie, oggi come cartaceo siamo passati a 157-89.000. Se mettiamo anche il digitale, i dati migliorano un po', ma vedete nell'ultima colonna la differenza dall'aprile 2000 all'aprile 2022 in termini appunto percentuali. Mettendo dentro anche le copie digitali, siamo comunque a un calo che va dal 60 al 70, addirittura l'80%, quindi una flessione molto significativa. Questi sono dati appunto dello scorso anno, dell'aprile 2000, ma l'emorragia è purtroppo continuata anche nell'ultimo anno, nel 2022, come ci confermano appunto questi dati di Prima Online relativi alle vendite dei quotidiani in Italia nel gennaio scorso. Sono gli ultimi dati disponibili. Come vedete sono quasi tutti bollini rossi, con qualche rara eccezione. La Repubblica, che comunque ha avuto negli ultimi anni forse la flessione maggiore, che ha recuperato leggermente nell'ultimo anno. La Gazzetta dello Sport non fa diciamo testo, perché è una ripresa iniziata nel dicembre 2022, perché c'erano i mondiali di calcio. L'Italia purtroppo non vi ha partecipato, ma comunque questo ha dato un incremento notevole alle vendite della Gazzetta, che è continuata anche appunto nel gennaio di quest'anno. E poi, tranne l'eccezione Il Fatto Quotidiano, vediamo che tutti gli altri hanno un bollino rosso
con flessioni significative anche in un solo anno, quindi un vero e proprio bollettino di guerra, purtroppo. Per non parlare della raccolta pubblicitaria, come vedete appunto in questa slide, negli ultimi 10 anni sostiene la FIEG, cioè la Federazione Italiana Editori Giornali, si è ridotta di più del 70%. La gran parte delle risorse, è ovvio, si sta riversando sul web, dove Google e Facebook fanno la parte del leone, e le copie digitali, come abbiamo visto, non riescono assolutamente a compensare le perdite delle edizioni cartacee, che rappresentano ancora buona parte del fatturato di un'azienda editoriale. Vedete questo rapporto citato in questa slide, secondo il quale il cartaceo pesa e peserà almeno fino per i prossimi 2 anni, fino al 2025, per oltre l'80% dei ricavi delle aziende editoriali. Questo nonostante appunto il calo comunque della pubblicità. La crisi della carta stampata è del resto resa evidente, ce ne rendiamo conto tutti quando usciamo di casa, quando giriamo nelle nostre città, dalla moria di edicole che abbiamo registrato negli ultimi anni. 15 anni fa in Italia ce n'erano circa 40.000, oggi i punti vendita sono meno di 25.000, quindi veramente anche qui cifre da bollettino di guerra. Se le cifre relative alle vendite dei giornali cartacei o digitali sono in picchiata, va molto meglio con l'accesso ai siti delle testate giornalistiche. Lo vediamo in questa tabella che riporta il numero di utenti unici giornalieri, cioè le persone che in una giornata si collegano almeno per 1 minuto ad un determinato sito. Qui le cose cambiano, vediamo innanzitutto che Corriere Repubblica hanno appunto numeri di utenti unici giornalieri attorno ai 3,5 milioni appunto di utenti. Le differenze sono anche che dopo Repubblica e Corriere della Sera, che anche in questo caso sono al vertice della classifica, troviamo altri siti come TGCom24, Fanpage, L'Ansa, Leggo, Rai News, Il Post, solo per citare i siti così più importanti, al di là di quelli che sono appunto i siti dei quotidiani. E il problema è che gli abbonati ai siti, quindi gli utenti che pagano e pagano comunque piuttosto poco, sono una percentuale minima e gli introiti pubblicitari non sono paragonabili a quello della carta stampata, che garantisce ancora la gran parte dei ricavi delle aziende editoriali, nonostante, come sottolineavo, il calo degli introiti pubblicitari. E questo, torniamo ancora un attimo a quello precedente, ecco, vediamo che il problema è dovuto appunto a questo fatto. Mi diceva un collega di Repubblica, che si occupa del sito di Repubblica, si dice: noi abbiamo 3,5 milioni di utenti unici giornalieri, il problema è che gli abbonati al sito sono 250.000, quindi solo una piccola percentuale, e pagano molto poco. Anche qui mi rifaccio a quello che diceva il colonnello Cacciaguerra, ricordando l'intervista al direttore di Repubblica Molinari. L'informazione, la buona informazione va pagata. Il problema è che all'inizio, vi ricordate, quando sono venuti fuori i siti, erano liberi, non erano a pagamento. Adesso sono quasi tutti a pagamento, ci sono alcune notizie che sono libere e aperte a tutti, quando invece si va a vedere l'articolo ci si chiede appunto di abbonarsi. Però sono abbonamenti che comunque costano molto poco. Io ad esempio sono abbonato all'edizione online del Corriere della Sera, che non solo mi permette di accedere in ogni momento della giornata al sito, all'archivio, che è un archivio molto importante e significativo, soprattutto per chi vuole fare delle ricerche, ma riceviamo continuamente, gli abbonati, parlo del Corriere, ma parliamo a Repubblica o gli altri quotidiani, delle newsletter giornaliere che ci informano quotidianamente della prima ora, la rassegna stampa della sera, veramente una mole informativa notevole. E devo dire, io per questo servizio pago 2,5 € al mese, quando un giornale, se andiamo in edicola, costa, a seconda delle giornate, degli eventi inserti, 1,5 € o 2 € al giorno. È chiaro che 2,5 € al mese, sono contento di pagare così poco, ma ovviamente l'azienda editoriale dal punto di vista economico va inevitabilmente in crisi. C'è quindi una comprensibile preoccupazione da parte dei colleghi che lavorano soprattutto nei quotidiani. Ma torniamo con la prossima slide al rapporto del Censi, secondo il quale gli italiani si informano oggi prevalentemente attraverso i telegiornali, e parlo dei telegiornali delle TV generaliste. Abbiamo
ho qua riportato le principali, TG1, TG5, il TG La 7 di Mentana, che rappresentano per il 60% la principale fonte di informazione, soprattutto comunque per il pubblico più maturo, quindi per la fascia 65-80. È difficile trovare oggi un giovane che alle 20 si mette davanti al TG1 su Rai 1, che pure ha 5 milioni e 100, 5 milioni e 2 di ascolto per l'edizione più seguita, quello della 20, ma ripeto, è un pubblico soprattutto maturo. Al secondo posto c'è Facebook, utilizzato da oltre il 30% degli italiani, seguito dai motori di ricerca, Google in testa ovviamente, utilizzati da quasi il 23%. La quarta fonte di informazione rappresentata dalle TV All News con il 22,5%. I quotidiani cartacei rappresentano una fonte di informazione solo per l'11,7% degli italiani, superati di poco dai quotidiani online che si attestano sul 12,5%. Cartacei ed online insieme non raggiungono quindi la capacità informativa di Facebook, che pure risulta in cala, soprattutto fra i più giovani. Sempre il Censis ci dice infatti, con la slide successiva, che i più giovani, la fascia tra i 14 e i 29 anni, si affida oggi prevalentemente a WhatsApp con oltre il 93%, YouTube 83%, Instagram anche qua oltre l'80% e TikTok, che seguono soprattutto i più giovani, ma a questo punto non solo, sappiamo anche tutte le polemiche che ci sono su TikTok, seguito in Italia, almeno questo nel dicembre 2022, comunque da quasi il 55% dei giovani, ripeto, 14-19 anni. E ci sono delle realtà, ovviamente siamo abituati, soprattutto noi giornalisti meno giovani, a parlare e a ragionare sempre delle testate tradizionali, ma poi scopriamo che su Instagram oggi ci sono community come Will o come Factanza, che confesso mi sono state segnalate dalle mie figlie, io non ero a conoscenza, che sono invece realtà molto importanti. Will è una comunità che ha registrato quasi 2 milioni di persone, quindi sono realtà molto importanti. Parliamo spesso dei giornali tradizionali con i numeri che purtroppo abbiamo visto, ci sono realtà che noi persone più mature non conosciamo, ma sono delle realtà assolutamente importanti per il mondo dell'informazione. Gli italiani, conclude il rapporto Censis, continuano quindi a trovare una piena espressione di sé attraverso i dispositivi digitali, ma se si considera la dote di affidabilità di cui godono i diversi media e l'andamento della fiducia da parte dell'opinione pubblica nell'ultimo anno, è certo che radio, televisione e carta stampata staccano ancora di gran lunga web e social network in termini di credibilità. E ciò si è visto proprio durante l'emergenza sanitaria, che, come succede in questi casi, ha aumentato la richiesta di informazione e di un'informazione credibile, affidabile, professionale. La carta stampata, tranne rare eccezioni, anche nel periodo della pandemia non è riuscita purtroppo a, come abbiamo visto, invertire la tendenza negativa delle vendite, ma la televisione ha aumentato gli ascolti e le visite ai siti dei media hanno fatto registrare aumenti significativi. Nonostante tali considerazioni, il progressivo ma rapido spostamento dell'informazione dai media tradizionali al web, in particolare ai social, contribuisce alla cosiddetta disintermediazione, ovvero a fare meno della mediazione del giornalista. Si è infatti passati da un sistema di informazione verticale, cioè dalla fonte al lettore attraverso la mediazione appunto di un esperto della comunicazione, quindi il più delle volte un giornalista, ad un sistema sempre più orizzontale, in cui il cittadino crea, commenta, condivide con utenti, affini, amici, seguaci. Ciò fa sì che l'individuo si perda all'interno del cosiddetto rumore informativo e si è esposto al rischio di polarizzazione e disinformazione. Proprio l'emergenza sanitaria e la guerra in Ucraina nell'ultimo anno hanno messo in risalto le ombre di questo sistema, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme sulla cosiddetta infodemia. Le nuove tecnologie digitali, i social media e il web, se da un lato consentono accesso facile e immediato a molteplici fonti di informazione, dall'altro nascondono non poche insidie. Innanzitutto non permettono di verificare l'affidabilità delle fonti. Notizie vere da fonti accreditate sono presentate con la stessa evidenza delle notizie imprecise o delle vere e proprie fake news, come accennava anche il colonnello Cacciaguerra nella sua relazione. Secondo il rapporto annuale sulla buona comunicazione dell'emergenza quotidiana, curato dall'osservatorio permanente Ital Communication insieme sempre al Censis,
più dell'83% degli italiani si è imbattuto almeno in una fake news sulla pandemia e oltre il 66% in una notizia falsa sulla guerra in Ucraina. Sbaglia quindi chi pensa che grazie all'informazione diretta attraverso i social, senza la mediazione dei giornalisti, i cittadini hanno più possibilità di scelta. Autorevoli studi hanno infatti dimostrato che il consumo dell'informazione attraverso il web sta creando una sempre più marcata polarizzazione dell'informazione. Non importa se una notizia sia vera o falsa, quel che conta è che confermi il proprio punto di vista. Anche qui mi rimetto a quello che diceva poco fa, citando alcuni articoli della rivista militare Il colonnello Cacciaguerra. Ed è questa polarizzazione a favorire il diffondersi delle cosiddette fake news. Molte notizie vengono oggi generate direttamente dagli algoritmi, anche qui già citati dal colonnello Cacciaguerra, gli stessi che decidono quale pubblicità proporci sul web. Sappiamo che se cerchiamo un albergo a Tarvisio, mettiamo per delle informazioni, perché vogliamo fare un weekend in montagna, per una settimana sul nostro computer, sul nostro iPad, sul nostro telefonino ci arriveranno delle pubblicità degli alberghi a Tarvisio o comunque in montagna. Sappiamo che oggi la musica si ascolta prevalentemente sulle piattaforme, ad esempio Spotify, che è una delle più seguite, e sappiamo anche che Spotify ci offre delle playlist mirate a quelli che sono i nostri gusti, a seconda di quelli che sono i nostri ascolti. Gli algoritmi appunto registrano quali sono i nostri gusti e ci offrono quello che ci piace. La stessa cosa YouTube, vediamo un video su YouTube e sappiamo appunto che poi YouTube ci offre altre soluzioni, altre proposte. Faccio un esempio: proprio un paio di mesi dopo lo scoppio della guerra, un collega mi manda un WhatsApp con il link di Contro TV, che è una televisione, diciamo, che presenta delle tesi un po' alternative, in questo caso giustificava in qualche modo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, e anche se non condivido queste tesi, ma comunque l'ho guardato proprio per vedere per sentire un'altra campana. Finito il video su YouTube, YouTube mi propone una serie di interventi del professor Orsini, che adesso è un po' sparito dai radar, ma se vi ricordate nelle prime settimane dopo la guerra compariva spesso in varie trasmissioni, appunto dando delle tesi, se non filoputiniani, ma che comunque in parte giustificavano le azioni della Russia di Putin. Quindi sono gli algoritmi che non solo dici è facile, una canzone, la pubblicità, ma capisce chi presenta le stesse tesi e quindi appunto ci presenta le stesse tesi verso le quali abbiamo dimostrato interesse. E si creano così le già citate camere dell'eco, nelle quali gli algoritmi tendono a farci vedere messaggi, notizie, commenti verso i quali abbiamo appunto già in precedenza mostrato interesse a discapito di tutto il resto. O si verifica il fenomeno cosiddetto delle filter bubbles, letteralmente bolle di filtraggio, ovvero, per citare appunto il dizionario, quell'ecosistema personalizzato dell'informazione creato dagli algoritmi. In altre parole, il sistema con cui i giganti del digitale filtrano l'informazione e i contenuti proposti ai propri utenti per fare in modo che risultino quanto più possibile personalizzati e in linea con gli interessi individuali. Sui social si creano quindi delle vere e proprie tribù che non si parlano tra di loro, ma solo al loro interno, radicalizzando il confronto anche politico. E una radicalizzazione del confronto politico deriva anche da questa polarizzazione e radicalizzazione dell'informazione. Il risultato di questa polarizzazione è anche quello che ci indica uno studio dell'Agcom, che sarebbe l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo il quale 6 italiani su 10 hanno una falsa percezione della realtà. Il rapporto intitolato Percezioni e disinformazione, condotto in collaborazione con l'SVG di Trieste, sottolinea appunto le false percezioni del 60% degli italiani in relazione a fenomeni misurabili in senso oggettivo, dalle informazioni sull'economia a quelle di tipo scientifico-ambientale, dal tema dell'immigrazione a quello della criminalità. Il rapporto evidenzia poi il crescente utilizzo di piattaforme online per la diffusione di strategie mirate di disinformazione, che possono sfruttare le false percezioni dei fenomeni sociali ed economici ed indirizzarsi su di esse alimentandole ulteriormente. Ormai è stato acclarato quello che è successo ancora ai tempi del referendum in Inghilterra sulla Brexit, quello che è successo nelle elezioni americane. Questo tipo di disinformazione
ha condizionato non poco anche queste consultazioni elettorali. Tali piattaforme sfruttano ovviamente proprio gli algoritmi con cui sono in grado di raggiungere con estrema precisione il target di consumo cui si rivolgono, affinando tale capacità grazie ai big data di cui dispongono e che raccolgono continuamente. Recentemente poi, sapete, c'è stato un ulteriore importante sviluppo, qualcuno parla di una vera e propria rivoluzione con l'arrivo della ChatGPT, la piattaforma libera di intelligenza artificiale sviluppata dalla Microsoft e ora anche con Bard, la pronta risposta di Google. Come vedete, ChatGPT ha già conquistato la copertina di Time, uscita in novembre, ma Time poi è stata questa la copertina del centenario, perché Time è nato appunto il 3 marzo del 1923 e ha deciso di dedicare la copertina la prima copertina di marzo 2023 proprio alla chat GPT. Come sapete ora sta uscendo una nuova versione, la chat GPT 4, che è ancora più sofisticata. Sia chat GPT che la Bard sono delle cosiddette chatbot, un software basato sull'intelligenza artificiale e permettono di processare il linguaggio umano attingendo alle conoscenze tratte dalle grandi masse di dati e contenuti informativi presenti su internet e quindi di scrivere non soltanto articoli, ma anche poesie, romanzi, tesi di laurea, pubblicazioni scientifiche. Molti articoli, soprattutto negli Stati Uniti, vengono già oggi generati dall'intelligenza artificiale. Un paio di settimane fa qua a Udine c'era quello che ritengo uno dei più grandi giornalisti italiani viventi, Federico Rampini, era direttore scientifico di una manifestazione. Abbiamo intervistato. Ah, ecco, l'avete intervistato appunto, che è venuto qua a Udine come direttore scientifico di una bellissima manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Udine Pordenone e abbiamo parlato con lui e lui ci ha detto, e poi è uscito un articolo anche sul Corriere, ha detto ovviamente l'ho provata anch'io, e gli ho chiesto di fare un articolo di 5.000 parole, quindi abbastanza consistente, detto, su un argomento che conosco ovviamente abbastanza bene, diciamo l'influenza della Cina in Africa, di come si sta espandendo in Africa. E lui dice, ChatGPT ha fatto un articolo assolutamente dignitoso, valido da tutti i punti di vista, probabilmente io l'avrei fatto meglio, mi ha confidato, però ci avrei messo 5 giorni o 5 ore o se non 5 giorni. E ChatGPT l'ha fatto in 5 minuti e sappiamo quanto oggi la velocità anche nel mondo del giornalismo sia assolutamente importante. Poi sì, ha detto, ho interrogato ChatGPT anche su me stesso, gli ho chiesto di fare un articolo su Federico Rampini. Anche qui un articolo assolutamente dignitoso, salvo il fatto che ha citato dei libri che non ho mai scritto, ma assolutamente verosimili, dei titoli e dei contenuti assolutamente verosimili. Il problema è che non li avevo scritti. Quindi ChatGPT è ancora da migliorare, però appunto è uscito da appena 3 mesi, è diventato un fenomeno mondiale che continua a imparare e quindi sicuramente tra qualche mese sarà molto ancora più affinato. La domanda a questo punto che ci si pone è se l'intelligenza artificiale sostituirà completamente noi giornalisti. Beh, non credo proprio, probabilmente nel desk, ripeto, molti colleghi stanno già utilizzando, soprattutto negli Stati Uniti più che altro perché ovviamente la ChatGPT nella versione inglese è molto più avanti di quella italiana, ma comunque in questi casi probabilmente molti colleghi già sfruttano ChatGPT, però sicuramente non potrà sostituire l'intelligenza artificiale e gli inviati, in particolare gli inviati in zona di guerra che in quest'ultimo anno ci hanno raccontato quello che sta succedendo in Ucraina. E lo ricordava anche il colonnello Cacciaguerra, ritengo che dobbiamo essere grati a questi colleghi che testimoniano con il loro lavoro anche il rischio della vita, quello che sta accadendo in quel martoriato paese. Pensiamo, ho già citato quanto è avvenuto a Bucha, e sappiamo come in questa guerra la disinformazione sia un'arma molto importante, fondamentale, quindi la testimonianza di chi è sul posto e può effettivamente vedere con i propri occhi quello che sta accadendo. Ripeto, l'eccidio di Bucha o di altre città forse non sarebbe stato così svelato in tutta la sua drammaticità senza i colleghi che sul posto hanno testimoniato direttamente questo massacro ed altre
tragedie appunto di questa guerra. Voglio ricordare anche che alcuni di questi inviati di guerra vengono proprio dalla nostra regione, che era sempre rappresentato a livello giornalistico e non solo un naturale osservatorio verso il centro-est Europa. Cito per tutti, per non dimenticare qualcuno, un solo collega, il più giovane, inviato del TG1, l'avrete visto per chi guarda i telegiornali spesso, Andrea Lucchetta, anche perché il figlio di Marco Lucchetta, scomparso 29 anni fa a Mostar, facendo a sua volta l'inviato di guerra per la RAI e per il TG1 nei Balcani, quindi una storia davvero significativa e particolare. Detto questo, nessuno può comunque pensare di fermare il progresso e lo sviluppo tecnologico. L'uso dell'intelligenza artificiale deve diventare un'opportunità e non può essere percepito come un problema. Anche qui mi riallaccio a quanto detto dal colonnello Cacciaguerra. Nel XVIII secolo in Inghilterra divenne famoso un operaio tessile, Ned Ludd, che per protestare contro la meccanizzazione del lavoro si pose a capo di un movimento chiamato dal suo nome luddista, che semplicemente distruggeva i telai ritenuti responsabili della disoccupazione. Questo termine luddismo, come sapete, è tornato un po' di moda. Ecco, devo dire, noi giornalisti non ci iscriviamo certo al movimento luddista. Non si tratta infatti di alzare inutili barricate, ma di porre con forza il problema delle regole che devono avere tutti i sistemi in grado di influire sui processi di conoscenza. Il problema dell'intelligenza artificiale è stato sottolineato proprio nel congresso della Federazione della Stampa che ho citato poco fa, non può essere lasciato agli ingegneri informatici. Almeno per quanto riguarda l'informazione, la professionalità e la deontologia dei giornalisti devono diventare i tutori di questi nuovi strumenti. Altro che disintermediazione, quindi. Proprio nell'attuale panorama dell'informazione affidata sempre di più ai social media, agli algoritmi e ora anche all'intelligenza artificiale, è fondamentale il ruolo di chi è professionalmente formato e aggiornato per accertare la fondatezza delle notizie, verificarne le fonti, certificarne la provenienza, di chi è inoltre tenuto al rispetto della deontologia professionale. Come ben sanno i colleghi, noi siamo tenuti al rispetto di questa deontologia e laddove ci sono delle violazioni alla deontologia professionale c'è un consiglio di disciplina che emana delle sanzioni ai colleghi, l'avvertimento, la censura, la sospensione fino alla radiazione. Concludo con l'ultima slide ricordando che questo non è un problema di difesa corporativa ma di democrazia, perché un'informazione libera, corretta, affidabile e non dimentichiamolo anche adeguatamente retribuita per essere davvero indipendente è uno degli elementi fondamentali della nostra democrazia. Vi ringrazio. Adesso abbiamo una pausa, ma prima della pausa vorrei fare un'unica domanda a tutti e due i relatori, e cioè informazione e guerra. Colonnello, comincia lei. Facciamo... Proprio alcuni giorni fa mi trovavo alla LUIS e ho presenziato ad un'attività. Il giornalista Sposini ha fatto una bellissima presentazione sulla comunicazione. Quindi ha comparato il modo di fare comunicazione di Zelensky e quello di Putin, ha parlato di punti di forza e di debolezza di entrambi. Ed è partito dicendo, un tempo si diceva informazione e guerra e congiunzione. Adesso siamo arrivati al punto in cui informazione è guerra, è tutt'altra cosa, quindi sì, il tema è centratissimo e ne stanno parlando, viva Dio, tutti i giornalisti. E tutti gli analisti hanno capito che al giorno d'oggi l'informazione con la rapidità di diffusione che c'è, con la velocità, con queste echo chambers che ci perseguitano, perché non fai tempo a fare una ricerca che viene bombardato per settimane con temi attinenti a quella ricerca che hai fatto inizialmente. Per cui da qui la grande nostra capacità di capire il funzionamento del cervello. Per quello che prima io mi sono permesso, io non sono uno psicologo, però ho capito che se riusciamo a capire un po' come funziona il nostro cervello, riusciamo a porre dei limiti, dei filtri. Per cui non dobbiamo lasciarci guidare esclusivamente dal nostro istinto, perché il nostro istinto ci porta a ragionare
secondo gli schemi che noi riteniamo già validi, quindi ad informarci sempre sugli stessi siti, sempre a ritenere vero ciò che il nostro istinto ci dice. Dobbiamo imparare a pensare che quel black swan può veramente esistere e quindi andarla a verificare. Ecco, io questo mi sento di dire. Comunque è veramente difficile. I giornalisti hanno un compito difficilissimo, i reporter di guerra. Abbiamo dedicato un lungo approfondimento sul numero di rivista che avete proprio ai reporter di guerra. Io stesso ci ho scritto un articolo approfondendo la scorsa settimana, ho moderato una tavola rotonda a Roma dove c'era Lucia Goracci che ci raccontava tutte le sue esperienze, l'ambasciatore Pontecorvo. E siamo passati da un momento in cui, come sosteneva il grande Robert Fisk, che è stato probabilmente uno dei più grandi cronisti britannici, lui diceva: noi giornalisti siamo passati da un periodo in cui eravamo sostanzialmente rispettati da tutti perché eravamo gli unici testimoni in quella zona lì, ed eravamo rispettati anche dai tagliagole più sanguinari, perché sapevano che noi eravamo gli unici a poter dire ciò che sta succedendo. A un momento in cui i giornalisti vengono bersagliati, sono l'oggetto, perché possono testimoniare. Cioè un mondo senza testimone è un mondo tristissimo, perché sarà un mondo alla mercé degli unici che possono vedere e farci credere che ciò che sta succedendo è la realtà, invece è la loro realtà. Quindi il lavoro del giornalista è un lavoro sacrosanto. Dopodiché si può ragionare come bisogna fare bene questo mestiere. Il grande Kapuscinski diceva: per fare bene il reporter di guerra, per me Kapuscinski è stato forse il più grande reporter di tutti i tempi, per far bene il nostro mestiere devi essere anche un uomo buono, devi saper provare empatia. Si può dibattere su questo e si può discutere, perché c'è anche chi può dire: io per fare bene il mio mestiere devo essere il più asettico possibile. Lui preferiva avere empatia ed era bravo. Io anche su questo tema vi parlerei veramente a lungo, potrei parlare di John Reed, che ha scritto quei 2 capolavori, quindi la stessa persona che ha scritto Il Messico insorge e I 10 giorni che sconvolsero il mondo, un capolavoro allucinante, sono 2 libri completamente diversi. La stessa persona li ha affrontati in modo diverso. 10 giorni che sconvolsero il mondo in maniera totalmente asettica. Eppure Reed era un socialista, lui credeva nella rivoluzione comunista, lui è andato in Russia per assistere alla rivoluzione e lì è morto. E quel libro, devo dire, mi ha quasi messo a disagio per quanto era chirurgico, clinico, cioè non si sentiva coinvolgimento, però perfetto come reportage. L'altro reportage fatto da lui sul Messico invece è di tutt'altro tenore. Un afflato, si capisce subito dove batte il cuore di John Reed. Sta dalla parte dei poveri, degli ultimi, degli umili. E io fra i 2 preferisco il primo, però devo dire che onestamente il secondo è molto più asettico. E quindi qui sta la grande anche difficoltà del giornalista: quanto farsi coinvolgere, quanto poi devo rischiare. Nella prima guerra mondiale noi italiani abbiamo avuto dei reporter di guerra straordinari, da Oietti, Rino Alessi, Guelfo Civinini. Guelfo Civinini era un giornalista che stava in trincea, in prima linea con i militari. Partiva all'assalto lui con gli uomini. È giusto che un giornalista faccia questo? Non lo so. Lui l'ha fatto, gli hanno dato 4 medaglie di bronzo. 4 medaglie, ed era un giornalista. Non era un militare. I giornalisti, i reporter indossavano una uniforme nella prima guerra mondiale con un grado da capitano, gli veniva dato un grado, però non erano militari, quindi le stellette, quelle sul barco, non ce l'avevano. Però avevano un'uniforme e un grado. Guelfo Civinini andava all'attacco. 4 medaglie di bronzo solo nella prima guerra mondiale. Luigi Barzini è stato il più grande di tutti. Cioè, Montanelli, che è Montanelli, scriveva di Luigi Barzini: chi fa il nostro mestiere pensa e non riconosce in Luigi Barzini senior il maestro, non è un giornalista. Cioè, era stato così bravo che si dice che quel reportage che ha scritto sulla guerra russo-giapponese nel 1904-1905, un reportage, un cablogramma di 1489 parole spedito al Corriere della Sera, venga studiato nelle scuole internazionali di giornalismo. Da quanto è bello. Io in redazione me lo sono fatto spedire. Ho parlato con il Corriere, gli ho chiesto se mi mandavano quel reportage lì, bellissimo, in prima pagina, sintetico, bravissimo.
E quindi io ho un grandissimo rispetto per il mestiere del reporter, per il giornalista, per l'informazione, perché senza quella saremmo tutti ciechi e sordi in un mondo di persone che sono propense a trasmetterci una narrativa che è la loro, che non è la realtà. Grazie, io mi inchino di fronte a tutta questa conoscenza sulla storia anche del giornalismo di guerra. Io volevo solo ricordare che sappiamo che la principale vittima delle guerre è la verità, e quindi è fondamentale, come dicevo prima, il compito dei giornalisti, che tanto più oggi, a fronte di questa guerra di disinformazione, lavorano a rischio della propria vita per far emergere la verità, per testimoniare quello che sta succedendo. E voglio semplicemente ricordare, sempre a proposito di quello che diceva il colonnello Paceguerra prima, l'informazione costa. Mandare un inviato di guerra ha dei costi non solo logistici, pensiamo alle assicurazioni. Una testata, parlavo prima della RAI del TG1, manda gli inviati di guerra, pensate a quello che costa solo l'assicurazione. E nei primi giorni di guerra molte testate, anche tradizionali, anche della RAI, si sono avvalse dei cosiddetti freelance, perché sappiamo che purtroppo sempre di più ci sono giornalisti non garantiti, dei precari che fanno appunto i freelance, che vanno in queste zone di guerra, comunque di disagio, di rivoluzioni, a proprio rischio e pericolo, a proprie spese, cercando poi di vendere i loro pezzi ai giornali. Ci sono state anche delle critiche, perché queste testate si sono avvalsi di colleghi appunto non garantiti, pagati molto poco, ma che comunque anche loro rischiavano la vita, come abbiamo sottolineato più volte noi giornalisti, per un impegno professionale e civile, quello che ho ricordato prima Marco Lucchetta, scomparso insieme alla troupe RAI 29 anni fa, insieme a Alessandro Ota e Dario D'Angelo a Mostar, colpiti da una granata. E noi abbiamo messo appunto davanti l'edificio che ospita a Trieste il Circolo della Stampa, la Sostampa e l'Ordine dei Giornalisti, una targa a loro ricordo, definendole vittime di un impegno sociale e civile, perché riteniamo che rischiare la vita per raccontare la verità durante un conflitto non sia solo appunto un impegno professionale, ma anche e soprattutto un impegno civile. Bene, ringrazio i relatori che sono perfettamente in linea con l'orientamento del nostro Master in Intelligence in Information Technology, che è orientato all'intelligence democratica, che è strettamente collegata all'informazione. Esperto il professor Gastone Breccia, perché ha scritto delle monografie su questo argomento da un punto di vista anche diacronico, perché ha anche delle competenze sotto questo profilo, ma come riservista dell'esercito, vero? No. Io non sono nella riserva qualificata. No, perché pensavo che così in forma com'è, fa anche la maratona, fosse un riservista, invece non è. Però in pratica è come se avessi fatto riservista, perché sono troppo vecchio ormai per fare il riservista. Perché è stato anche in tanti teatri di guerra, dai quali poi ha tratto dei libri fatti stando accanto ai combattenti e praticamente riuscendo a spiegarci le guerre da un punto di vista, diciamo, delle potenze che erano in gioco, dal punto di vista dei combattenti che rischiavano la vita e così via e così via. Diamo subito la parola al professor Gastone Breccia per accennare al suo articolo, però io gli chiedo già qualcosa, poi se ci farà come vede lui dal punto di vista del combattimento questa guerra in Ucraina. È già una domanda, ma alla fine fai come vuoi, sei libero, però mi farebbe piacere anche un cenno all'attualità, perché e qui nell'ottica della rivista Limes pensiamo, insomma, uno dei numeri che è uscito, che il mondo cambia, tutto è cambiato, con questa guerra cambia moltissimo. Bene,
però io penso che il professor Gastone Breccia ci darà anche delle regolarità in realtà. Bene, buon lavoro Gastone, grazie di essere venuto a questo master e in collaborazione ovviamente con la rivista Militare. Grazie a te Guglielmo dell'invito, sono veramente molto contento di parlare con voi oggi. Mi dispiace di non essere presente, io non amo molto queste cose a distanza, mi dispiace proprio non avervi potuto raggiungere oggi. Non si sente perché devi proprio stare vicino al microfono. Allora dicevo, dimmi se si sente meglio. Sì. Dicevo che sono veramente contento di parlare oggi della guerra di Corea perché credo che sia un tema interessantissimo in questi giorni, proprio in relazione a quello che stiamo vivendo e osservando in Ucraina. E grazie dell'invito, quindi mi dispiace non essere presente con voi, avrei preferito molto essere lì con voi. Spero adesso in mezz'ora comunque di riuscire a darvi qualche spunto interessante. Dicevi giustamente Corea, la guerra dimenticata, che poi è anche il titolo del mio saggio ormai vecchio di 4 anni su questo conflitto. Aggiungo, è una guerra dimenticata a torto perché è molto importante. Il mondo di oggi dal punto di vista geopolitico, strategico, è figlio di quel conflitto per molti aspetti. Però aggiungo anche, è una guerra dimenticata soprattutto da noi occidentali, dagli Stati Uniti e da noi occidentali, perché i cinesi se la ricordano benissimo, che sono l'altra grande parte in causa. I cinesi hanno la perfetta, piena consapevolezza che il risveglio del dragone nasce lì, nasce in quegli anni, il ritorno della Cina sullo scenario internazionale come grande potenza ha proprio origine nella sua partecipazione alla guerra di Corea. Ed è una guerra per molti aspetti interessante dal punto di vista sia militare sia politico. È la prima guerra combattuta sotto un po' l'incubo della possibile catastrofe nucleare, perché c'è stato un momento in cui si è paventato l'uso di armi nucleari. Tra l'altro una guerra limitata, proprio perché in realtà poi venne evitato l'uso di armi nucleari, è una guerra di coalizione perché le Nazioni Unite combatterono appunto con una guerra di coalizione contro la Corea del Nord ed è una sfida la prima vera sfida tra grandi potenze, anche se l'Unione Sovietica se ne tenne saggiamente fuori, fece combattere i volontari cinesi, quindi ha moltissimi aspetti di grande interesse proprio per quello che stiamo vivendo oggi. In questa mezz'ora vi darò vorrei affrontare 3 temi fondamentali. Quello che porta alla guerra, gli eventi che portano alla guerra, primo aspetto. Secondo aspetto, quello che secondo me fu il momento cruciale di svolta della guerra. E terzo, una valutazione sulle le occasioni perdute, le occasioni mancate, insomma, dai belligeranti durante il conflitto. La guerra comincia nel giugno del 50, come sapete, ma in realtà ha una storia alle spalle piuttosto complessa. Nel 1910 la Corea viene invasa dai giapponesi e perché? Perché la Corea è dal punto di vista geostrategico, diciamo così, un ponte terrestre tra la Manciuria, che è una delle zone tra l'altro fondamentali anche per la ricchezza cinese, no? la zona più industrializzata, e il Giappone stesso, l'arcipelago nipponico. Quindi ha una funzione strategica fondamentale. L'impero nipponico, per espandersi verso la terraferma, riteneva fondamentale il controllo della Corea. 1910, quindi invasione e conquista della Corea. Paradossalmente rimane poi fuori dalla seconda guerra mondiale, mentre altre regioni, il Giappone compreso, subiscono danni devastanti dai bombardamenti o da campagne combattute in Cina. Ad esempio, la Corea rimane fuori, rimane tranquilla, non viene interessata dai combattimenti se non negli ultimissimi giorni, quando i sovietici invadono il paese da nord, ma sono combattimenti molto limitati. Viene però alla termine delle ostilità divisa tra Stati Uniti e Unione Sovietica consensualmente, diciamo così. Ci sono 2 colonnelli americani che tirano una riga sulla mappa lungo il 38° parallelo, dividendola a metà. I sovietici sono d'accordo, hanno altro cui pensare in quel momento, nessuno vuole inasprire subito, diciamo così, il confronto tra le grandi potenze e quindi si stabilisce questa linea di demarcazione che non ha nessuna logica né storica né geografica, non ci sono né
né elementi appunto così storico-culturali per dividere il paese in due, tra due parti della popolazione che avessero delle radici, delle storie diverse, né elementi geografici. Il 38° parallelo non è una barriera di nessun tipo, non è appoggiato a un fiume, non è appoggiato a una catena di monti, cioè è proprio una divisione puramente geometrica più che geostorica, appunto. E da questo momento chiaramente i due paesi seguono storie diverse. Il nord è un vassallo dell'Unione Sovietica con un regime appunto comunista controllato da Mosca. Il sud diventa rapidamente un regime nazionalista, amico ovviamente, controllato dagli Stati Uniti, dove però si inasprisce la repressione contro gli elementi considerati sospettabili o sospetti, diciamo, di simpatie filocomuniste, per cui inizia una sorta di guerra civile all'interno della Repubblica di Corea, quindi della Corea del Sud, molto prima dell'inizio della guerra vera. E il presidente eletto, e si celebrano delle elezioni libere, diciamo così, libere entro certi limiti, nel 1948, Syngman Rhee. Il presidente eletto è un nazionalista, direi quasi fascistoide, passatemi il termine, che è proprio il fautore di questa violentissima repressione contro gli elementi che lui giudica pericolosi per il proprio regime. Non solo, ma la cosa più grave forse è che Syngman Rhee comincia a provocare lungo il 38° parallelo i suoi vicini nordcoreani. È come se c'è un periodo tra il 49 e il 50 in cui sembra che cerchi veramente lo scontro, che cerchi di provocare la Corea del Nord in modo da causare un conflitto, quindi chiamare poi in aiuto gli statunitensi e riunificare il paese con il suo aiuto. I nordcoreani a un certo punto non chiedono di meglio perché hanno alle spalle Stalin, hanno alle spalle l'Unione Sovietica. Nel frattempo anche la guerra civile in Cina è finita, quindi anche la Cina continentale, insomma a parte Taiwan, anche qui siamo vicini a temi che ci interessano, è passata sotto il completo controllo di Mao e del Partito Comunista, quindi la situazione dal loro punto di vista è migliorata anche in Cina e insomma il leader comunista della Corea del Nord, Kim Il-sung, ottiene da Stalin il permesso, diciamo così, di attaccare la Corea del Sud. Stalin si rende conto che può sfruttare questa situazione a proprio vantaggio. In che senso? La Corea del Nord ha un esercito abbastanza bene addestrato, con, pensate, circa 150 carri armati T-34-85, cioè di sovietici che avevano usato i sovietici nella seconda guerra mondiale, non materiale particolarmente di ultima generazione, però comunque sufficiente per sconfiggere la Corea del Sud che non aveva neanche queste truppe, cioè neanche questi mezzi insomma per difendersi. Stalin dice a Kim Il-sung: dovrai fare da te, cioè non ti manderò truppe, non ti manderò aiuti diretti, ma armamenti sì. Perché? Perché capisce che probabilmente questo comporterà un intervento occidentale degli Stati Uniti, ovviamente non può prevedere ancora i modi di questo intervento, però tenendosene fuori potrà aprire, diciamo così, un fronte dove saranno soprattutto gli Stati Uniti a impantanarsi. Ed è esattamente quello che accade, perché il 25 giugno del 1950 l'In Mingun, che è l'esercito popolare della Corea del Nord, invade, passa al 38° parallelo, rapidamente conquista Seoul. La resistenza sudcoreana è fragilissima perché l'esercito sudcoreano non era in grado di opporsi a quello nordcoreano e costringe, diciamo così, costringe gli Stati Uniti a intervenire. C'è subito una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dello stesso 25 giugno che condanna l'invasione e una seconda risoluzione del 27 giugno, la numero 83, che invita tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite a dare sostegno militare alla Corea del Sud per ripristinare, diciamo così, il confine sul 38° parallelo. Ora, perché passano queste risoluzioni? C'era già il diritto di veto, perché l'Unione Sovietica non mette il veto, non pone il veto e impedisce queste risoluzioni, quindi dando il via a quello che è uno dei pochissimi interventi armati della storia delle Nazioni Unite, interventi armati proprio a pieno titolo, insomma, no? Quindi eserciti che combattono sotto la bandiera azzurra delle Nazioni Unite.
L'Unione Sovietica non pone il veto perché il rappresentante era assente per protesta contro la concessione ai nazionalisti di Chiang Kai-shek, di Taiwan, quindi, del seggio permanente riservato alla Cina. Ora si discute da allora, dal 1950, si discute se Stalin abbia sfruttato, diciamo così, questa assenza senza dare ordine al suo rappresentante di rientrare immediatamente per bloccare almeno la seconda risoluzione, proprio perché voleva l'intervento delle Nazioni Unite. Non aveva nessuna intenzione in realtà di mettere il veto, però se ci fosse stato presente il suo rappresentante, gli altri paesi comunisti avrebbero detto: ma come, non blocchi questa azione appunto dei capitalisti sotto l'egida statunitense? Essendo assente per un motivo valido dal loro punto di vista, questa era un'ottima scusa. Comunque sia, le due risoluzioni passarono e immediatamente gli statunitensi si misero a capo della coalizione delle Nazioni Unite e iniziarono a inviare truppe nella Corea del Sud. Le fasi della guerra, la guerra è molto interessante anche dal punto di vista prettamente storico-militare, è molto movimentata anche e soprattutto durante il primo anno, ma ci sono, direi, 3 fasi fondamentali che si possono distinguere. La prima è quella della vittoriosa offensiva nordcoreana, che inizia appunto il 25 giugno e arriva tra l'altro fino all'estremo sud della penisola. Gli americani riescono a difendere alla fine un perimetro molto ristretto attorno alla città portuale di Pusan, che è proprio all'angolo sud-orientale della Corea. E arrivano quindi a un passo dalla vittoria totale, arrivano a un passo dal riconquistare completamente l'intera penisola. C'è un successo difensivo tra agosto e i primi di settembre, una battaglia difensiva condotta dagli americani soprattutto, l'esercito sudcoreano ormai si era sbandato praticamente, c'era ben poco rimasto, che riescono a bloccare appunto i nordcoreani. Ormai hanno delle linee di comunicazione troppo lunghe, queste linee di comunicazione vengono bombardate violentemente dall'aviazione americana, quindi problemi di rifornimenti eccetera. Riescono a difendere questo angolo estremo della penisola e il 15 settembre del 1950 il generale MacArthur, che era il comandante in capo delle forze delle Nazioni Unite, ha il suo colpo di genio sostanzialmente, riesce a convincere gli Stati Maggiori congiunti statunitensi a dargli il permesso di lanciare un'offensiva audacissima aeronavale, uno sbarco anfibio a Incheon, cioè vicino a Seul sostanzialmente, quindi centinaia di chilometri alle spalle del fronte in quel momento. Contro l'opinione di molti, MacArthur in questo è convinto che riuscirà, e contro l'opinione di molti suoi collaboratori riesce ad ottenere il permesso, e effettivamente questa operazione, l'operazione Chromite, ha un successo eccezionale e i nordcoreani sono costretti ad abbandonare in rotta veramente tutto il sud della penisola. Seul viene liberata e in pochi giorni, entro la fine di settembre, si ritorna sostanzialmente sul 38° parallelo. A questo punto succede qualcosa che secondo me, devo dire, ristudiando per questa breve conversazione con voi il mio libro, che in parte mi ero un po' dimenticato perché sono passati 5 anni da quando l'ho scritto, secondo me è fondamentale. Succedono alcune cose fondamentali nel corso di pochi giorni, non tanto militari quanto diciamo diplomatiche e strategiche. Ovvero, che cosa accade? MacArthur aveva praticamente sgominato l'esercito nordcoreano e si trovava sul punto di invadere la vecchia Corea del Nord, quindi di passare il 38° parallelo, andando oltre quindi quello che era il compito affidatogli dalle Nazioni Unite, perché la risoluzione delle Nazioni Unite prevedeva soltanto il ripristino dello status quo, non di andare a conquistare anche la Corea del Nord. Il 27 settembre del 1950 il generale Bradley, che era a nome dello Stato Maggiore Congiunto statunitense, però gli dà il permesso di proseguire le operazioni oltre il 38° parallelo, a patto che non ci sia notizia di intervento di forze sovietiche o cinesi. Quindi non solo che non vengano incontrate sul campo, ma che non ci sia neanche minaccia, insomma, no,
del possibile intervento di queste forze. MacArthur non chiedeva di meglio, passa al 38° parallelo, avanza verso Pyongyang che poi conquisterà e continua ad avanzare verso il fiume Yalu, che è il confine naturale effettivamente tra la penisola coreana e la Manciuria. Questo succede il 27 settembre. 2 giorni dopo, il 29, George Marshall, che era appunto il capo di Stato Maggiore, addirittura dice a MacArthur con un dispaccio riservatissimo, segreto, che non deve sentirsi limitato in nessuna delle sue azioni militari, quindi né dal punto di vista strategico né tattico, può combattere come meglio crede per arrivare alla vittoria. Vittoria significa la resa sostanzialmente dei nordcoreani. E MacArthur gli risponde, cito in inglese: unless and until the enemy capitulates, I regard all Korea as open for our military operations. Cioè, fino a che il nostro nemico non capitolerà, io considero tutta la penisola coreana aperta alle nostre operazioni militari. Quindi il confine che non passerà non è più il 38° parallelo, ma è lo Yalu, cioè il confine con la Manciuria. Fino lì lui si ritiene libero di operare. Che cosa succede a questo punto? L'esercito nordcoreano non è più un ostacolo dal punto di vista militare, è un'avanzata che praticamente va avanti senza sostanzialmente trovare ostacoli. Ma i cinesi, il 1° ottobre, quindi siamo soltanto 2 giorni dopo questa dichiarazione segreta di MacArthur, ma sul campo era evidente che si stava comportando così, il ministro degli esteri Chou En-lai, in una dichiarazione ufficiale, fa sapere che non sarà tollerata una presenza ostile nella Corea del Nord. Una presenza ostile al di là dello Yalu, quindi non una presenza ostile, ovviamente un'invasione vera e propria, ma neanche una presenza ostile al di là dello Yalu nella vecchia Corea del Nord. E lo dice molto chiaramente, ma per essere ancora più esplicito, convoca l'ambasciatore indiano, che in quel momento era uno dei pochi diplomatici che potessero fare un po' da tramite tra la Repubblica Popolare Cinese e Washington, e gli dice: guarda, spiegalo bene agli occidentali che noi non possiamo tollerare per nostri interessi strategici ed economici gli americani sulla riva sinistra dello Yalu, perché gran parte delle nostre fabbriche, c'erano anche centrali idroelettriche importantissime sullo Yalu, eccetera, e gran parte della nostra potenza industriale dipende dalla sicurezza della Manciuria. E gli americani, al di là del fiume, rappresenterebbero una minaccia tale da appunto metterci in condizione di inferiorità strategica in previsione di futuri conflitti. Quindi non possiamo tollerare gli americani a distanza di artiglieria, diciamo così, no, dalle nostre centrali idroelettriche, dalle nostre fabbriche al di qua dello Yalu. L'ambasciatore indiano fa il suo dovere, attraverso il Foreign Office fa arrivare la notizia a Washington, e a Washington non ne tengono alcun conto, pensano che siano sostanzialmente minacce prive di particolare spessore, insomma, prive di credibilità. Perché la Repubblica Popolare Cinese veniva da una guerra terribile, una guerra civile terribile, non era considerata ancora una potenza militare credibile, si pensava soltanto all'Unione Sovietica, insomma, no? Come un possibile avversario anche nel teatro di guerra coreano. Quindi MacArthur continua ad andare avanti e le avanguardie dell'8ª armata statunitense e comunque sotto bandiera delle Nazioni Unite arrivano alla sponda del fiume. A quel punto circa 150.000 volontari cinesi senza bandiere cinesi, ma diciamo così, chiaramente per evitare uno scontro aperto, di entrare ufficialmente in guerra, passano il fiume, contrattaccano, colgono completamente impreparata le forze delle Nazioni Unite e le ricacciano indietro nell'arco praticamente di 2 mesi, tra ottobre e novembre, di nuovo fino al punto di partenza, e quindi di nuovo fino al 38° parallelo. Addirittura Seul viene riconquistata una seconda volta da cinesi e nordcoreani all'inizio di gennaio del 51 e l'offensiva continua, quindi le forze delle Nazioni Unite sono costrette a ritirarsi oltre il 38° parallelo. C'è di nuovo una crisi militare grossa.
Questo è un altro momento cruciale della guerra, perché di fronte a questa più che difficoltà, questa sconfitta, una delle sconfitte più dure della storia militare statunitense, veramente ci sono perdite elevatissime, ci sono anche comportamenti al limite del disfattismo, diciamo così, di alcuni reparti che si sbandano, fuggono, quindi è veramente una sconfitta durissima. Bene, MacArthur chiede il 24 marzo, quindi siamo proprio giorni vicini a noi, del 51, sostanzialmente chiede di allargare il conflitto, cioè dice i cinesi, anche se sono entrati senza bandiere, ma di fatto sono entrati in guerra e dobbiamo usare tutte le armi a nostra disposizione per contrastarli, per respingerli, il che significava bombardare con armi anche nucleari, anche atomiche, la Manciuria o alcuni centri industriali cinesi, quindi è favorevole a un'escalation che metta in ginocchio la Repubblica Popolare Cinese. Per fortuna, direi, il presidente Truman non solo non gli dà via libera, ma il 14 di aprile lo solleva dal comando. Capisce che MacArthur ha perso il controllo della situazione, che non è in grado di gestirla, e lo sostituisce col generale Ridgway, che era un veterano della seconda guerra mondiale, gli dava affidamento e soprattutto politicamente era assolutamente allineato con la linea Truman. E con la linea Truman, che era una linea di guerra limitata, di ristabilire appunto a questo punto, se possibile, l'equilibrio sul terreno senza allargare il conflitto, assolutamente evitando qualsiasi ulteriore provocazione o comunque qualsiasi possibilità appunto di allargare il conflitto, tirando dentro dalla parte comunista anche l'Unione Sovietica, perché questo sarebbe accaduto, un uso di armi atomiche da parte degli Stati Uniti per sconfiggere i cinesi, che non erano ancora una potenza nucleare, avrebbe quasi certamente indotto Stalin a rispondere nello stesso modo, visto che si era già dotato di armi nucleari, di armi atomiche, insomma anche lui. Ecco, a questo punto inizia una fase più di logoramento, diciamo così, del conflitto. C'è una nuova controffensiva delle Nazioni Unite che riporta il fronte, scusate, più o meno sul vecchio confine del 38° parallelo, e inizia una lunghissima fase di logoramento, tra l'altro molto sanguinosa, che assomiglia un po' alla prima guerra mondiale più che alla seconda, trincee, piccoli combattimenti per conquistare magari una posizione tatticamente importante ma strategicamente invece irrilevante, che per quasi 2 anni si prolunga senza sostanzialmente grossi cambiamenti, mentre le potenze iniziano a parlarsi, le grandi potenze, per trovare una via d'uscita. Via d'uscita che, come sapete, viene sì trovata, nel senso che si giunge poi nel 1953 a un armistizio, ma è una via d'uscita parziale, nel senso che non è mai stata firmata una pace tra le due Coree, e per questo oggi si parla tanto del possibile esempio coreano, no? Perché si è evitata un'escalation, le potenze nucleari nemiche, diciamo così, non hanno usato le loro armi nucleari, ma non si è trovata poi una sistemazione definitiva di tutta questa crisi, perché ancora oggi il 38° parallelo, o meglio, il confine tra le due Coree, che non è esattamente sul 38° parallelo, è vicino ma non è esattamente lungo il parallelo, è sempre una delle zone più calde del nostro pianeta, insomma, dove un incidente è sempre possibile, dove appunto si teme anche una scintilla che possa poi allargare il conflitto. Quindi una soluzione provvisoria, che poi si è dimostrata in realtà definitiva, almeno fino ad oggi, fragile, anzi paradossalmente apparentemente fragile ma abbastanza solida da evitare una guerra tra le grandi potenze, che in che senso però potrebbe costituire un modello per una soluzione della crisi ucraina? Qui forse è giusto interrogarsi, perché nel caso della Corea eravamo in un contesto di guerra fredda, dove Stati Uniti da una parte e Unione Sovietica dall'altra avevano c'era un certo equilibrio, insomma, no? Diciamo, tra le due grandi potenze in gioco, e
il loro principale interesse di entrambi, non soltanto degli Stati Uniti, anche di Stalin e dell'Unione Sovietica, era quello di evitare a tutti i costi un'escalation nucleare o comunque un'escalation del conflitto. Oggi siamo nella stessa situazione? Beh, questo probabilmente è giusto chiederselo, perché c'è un'evidente asimmetria sul terreno tra la Russia, che si è molto indebolita anche a causa di questo conflitto, e la coalizione occidentale. Certamente non tra la Russia e l'Ucraina, ma se l'Occidente dovesse entrare come parte in causa nella definizione di una tregua, questo sì. Quindi stiamo aspettando per la soluzione del conflitto anche di capire cosa farà la Cina, che, torno a dire, e chiudo su questo, prima magari di rispondere alla domanda iniziale che mi aveva fatto Guglielmo. Bene, la Cina è l'unica che esce, io direi, vittoriosa da questa guerra, dalla guerra di Corea, che di solito viene definita una guerra senza né vinti né vincitori. Non è tanto vero neanche questo, perché la Cina, a prezzo di grossissimi sacrifici, di perdite umane altissime, perché sono centinaia di migliaia i volontari del popolo cinese che muoiono in Corea, bene, acquisì tra il 50, alla fine del 50 e il 53, lo status di grande potenza di fatto, perché aveva affrontato una guerra durissima contro una coalizione occidentale molto più potente di lei, questo va detto, e ne era uscita comunque a testa alta, ne era uscita riuscendo prima a respingere gli statunitensi e i loro alleati, e poi comunque di fronte alla loro controffensiva ad attestarsi in prossimità del 38° parallelo e a difendere comunque la Corea del Nord. Quindi guerra dimenticata per noi, diciamo soprattutto per gli statunitensi, perché non l'hanno vinta, è la prima guerra che non vincono, e guerra per niente dimenticata dalla Cina, perché la Cina vede in questo conflitto l'inizio, la Cina popolare, l'inizio non solo del suo risveglio, ma del suo riconoscimento da parte del mondo come appunto di una grande potenza politica e militare. Io allora mi fermerei qui per quello che riguarda la Corea, Guglielmo, se sei d'accordo, e poi, se credi, possiamo parlare invece di cose più recenti. Sì, direi di fare il collegamento, ecco, alle cose più recenti, ma allora approfitto per una vera e propria domanda, e cioè noi nel Master in Intelligence abbiamo fatto una lezione dedicata a rivolte, rivoluzioni e diritto, e dove il professor Federici della Sapienza praticamente ha detto che noi democrazie dobbiamo trattare l'avversario, anche quello che vuole destabilizzare l'ordinamento, rispettandolo. E da questo punto di vista, tu, essendo un esperto di guerriglia, prima volevo chiederti, ma le democrazie, o ancora di più, le potenze, tra virgolette, occidentali, nei confronti della guerriglia, hanno rispettato il nemico? Persino oggi c'è il problema, che è sotteso un po' anche alle cose che hai detto, cioè al fatto che tra Stati Uniti e Russia c'è un problema, che il nemico russo viene visto come un nemico totalmente irrazionale adesso, non come era l'Unione Sovietica, che era invece un nemico del quale si riconoscevano gli interessi strategici, diciamo, ma è un nemico considerato subito come Hitler, e che quindi è pronto a fare le cose più devastanti possibili solo quasi per cattiveria, senza riconoscere una dimensione di valutazione degli interessi per fare la pace poi, perché ecco, anche qui nella prospettiva un po' che abbiamo dell'intelligence democratica, tutti questi valori che ha la democrazia, riteniamo che questo rispettare i valori della democrazia poi renda l'intelligence e anche il paese poi più forte rispetto agli attacchi, alle problematiche, alle crisi, diciamo. Adesso faccio un altro esempio proprio di attualità. Addirittura la protesta che c'è stata in Israele nei confronti di Netanyahu è una protesta praticamente
per mantenere l'ordinamento, per salvare dalle intrusioni della politica il ruolo della Corte Suprema, il ruolo della magistratura e così via. Quindi ecco, volevo un po' chiederti un po' su questi aspetti, come vedi questi aspetti di attualità, ecco, connessi ai valori democratici, perché uno dei nostri tentativi è quello di dire, poi non lo so, tu potresti anche dirci no, quando si ha a che fare con la guerriglia, quando non si devono rispettare nessuna regola, non lo so, sei libero ovviamente di dire quello che vuoi, però ecco, c'è anche l'impressione o forse la speranza, su questo ci misuriamo con le tue competenze in tanti conflitti, che invece praticando i valori democratici poi si possa essere anche più efficaci, più resilienti, come si dice oggi con questa parola orrenda. Beh, allora no, hai tirato in ballo molte questioni interessanti. Partiamo da quella iniziale che mi ha colpito. Tu dicevi che la Russia oggi non viene considerata un nemico razionale, no? Viene considerata un nemico disposto a fare atti appunto incontrollati probabilmente. Ecco, io non lo so se sono del tutto d'accordo con questo, nel senso che quando Biden all'inizio del conflitto paragonò Putin a Hitler, adesso non mi ricordo esattamente in che giorno, era un po' propaganda, poi in realtà io ho l'impressione che si stia abbastanza attenti in realtà da parte occidentale a mantenere aperto un dialogo con i russi, a non considerarli appunto come un nemico del tutto cioè, privo di interessi strategici, privo di modi per in qualche modo razionali per perseguire questi interessi strategici e quindi con cui si può avere un dialogo da avversari contrastandolo sul terreno, ma anche in prospettiva si potrà avere, speriamo presto, un dialogo per uscire da questa crisi. Ecco, non sono convinto che ci sia stata una demonizzazione vera, cioè poi le chiacchiere propagandistiche sono un'altra cosa, cioè che ancora la Russia sia considerata uno iustus hostis dal punto di vista così del diritto, anche se ha commesso quello che è oggettivamente un'infrazione dell'ordine internazionale invadendo uno Stato sovrano, perché questo, io insisto, non è del tutto innegabile, quali che fossero le sue motivazioni strategiche, i timori di un'espansione della NATO, questo non ne voglio neanche più parlare, di fatto ha invaso uno Stato sovrano che non costituiva, e io insisto, non costituiva per la Russia alcuna minaccia militare l'Ucraina. Quindi, appunto, nonostante abbia fatto questo, io credo che ancora sia considerato un nemico legittimo dal punto di vista politico-militare con cui si può parlare. Vedremo chiaramente, perché per arrivare a una trattativa, per arrivare a una pace, bisogna che ci sia un terreno comune su cui confrontarsi. La proposta di pace cinese di cui tanto si parla, per adesso è soltanto aria fritta, passatemi il termine, scusatemi, nel senso che il primo punto di quella proposta che dice si impone, non mi ricordo l'espressione, insomma, è fondamentale il rispetto dei confini degli stati, certo, ma quali confini? Perché se la proposta cinese prevede il rispetto dei confini, gli unici confini internazionali riconosciuti dell'Ucraina, che sono quelli del 91, beh, allora io penso che Zelensky correrebbe tra le braccia di Xi Jinping e gli direbbe facciamolo subito, andiamo avanti subito, ma se invece i confini a cui pensa Xi Jinping sono quelli del 30 settembre, quando Putin ha annesso illegittimamente i 4 oblast alla Russia, beh, allora è chiaro che questa non è una base seria di trattativa. Quindi io direi la Russia è ancora un nemico con cui parlare, da sconfiggere sul campo possibilmente, ma con cui parlare. Vedremo che cosa succederà con gli sviluppi militari sul campo, di cui poi, se volete, possiamo dire due parole. Il problema guerriglia, interessantissimo per me, che come giustamente dicevi
io sono insomma, forse uno dei temi di studio che mi stanno più a cuore. Bene, ma la guerriglia, se mai dovesse esserci o anzi forse c'è già in certe situazioni, in Ucraina è una guerriglia antirussa, cioè non è un problema dell'Occidente nei confronti della guerriglia, sarà un problema di come i russi tratteranno questi guerriglieri, perché certamente la guerriglia nelle zone occupate dai russi pare che già ci sia, ci sono stati già dei casi di attentati, di sabotaggi, eccetera, e qui si apre davvero un problema grossissimo, cioè di come vadano considerati e trattati i guerriglieri. Purtroppo anche noi occidentali, lo dico senza nessuna remora, anche noi occidentali, quando ci siamo trovati di fronte a dei guerriglieri non li abbiamo trattati molto bene, nel senso che i guerriglieri vengono considerati appunto non dei nemici giusti, no? Non degli iusti hostes, ma vengono considerati quasi sempre come dei criminali sostanzialmente, e quindi vengono o passati per le armi o vengono comunque non trattati secondo le normali leggi di guerra che si applicano ai combattenti regolari. Questa è una delle questioni più spinose, più controverse dei conflitti in generale. Quando è che un combattente che non porta distintivi, che non porta un uniforme, che magari ti colpisce, poi si libera della sua arma e si nasconde fra la popolazione, quando è che va considerato comunque un combattente legittimo e quando invece va considerato un terrorista? Questa è una questione che nessuno, io insisto, nessuno sul campo ha mai risolto, che si tratti di eserciti democratici occidentali o di eserciti di totalitarismi come quello nazista in Italia, in Francia, in Jugoslavia, altrove, ma nessuno lo ha mai risolto. E non mi aspetterei che lo risolvessero i russi oggi in Ucraina, probabilmente non sono certo loro che possano comportarsi in maniera molto diversa nel caso di una guerriglia, insomma di una forte ripresa della guerriglia in Ucraina. Tra l'altro chiudo su questo, poi per carità continuiamo a parlare se volete di altri temi legati all'Ucraina, ma una cosa a cui tengo molto. Si parla tanto oggi, no, dello smettere di dare armi all'Ucraina in modo che si arrivi alla pace. Anche a chi lo dice in buona fede, io faccio notare solo una cosa: smettere di dare armi all'Ucraina non significherebbe arrivare alla pace, purtroppo. Significherebbe che cosa? L'occupazione di una parte del paese da parte dei russi, mettiamo anche di un terzo del paese, l'Ucraina costretta ufficialmente magari ad arrendersi, ma significherebbe l'inizio di una tremenda guerra di guerriglia. Vi assicuro, ne ho studiate tante, per cui so di cosa parlo, perché gli ucraini non sono assolutamente più disposti a tollerare la presenza dei russi sul loro territorio. Non parlo della Crimea e non parlo del Donbass, ovviamente, dove la maggioranza della popolazione, diciamo, è favorevole ai russi e quelli se le terrebbero, ma altre zone, al di là di quelle, vedrebbero l'inizio di una guerriglia terribile, cioè sanguinosa, con rappresaglie, con crimini contro l'umanità. Quindi si illude chi pensa che smettere di mandare armi significhi pace, sconfitta degli ucraini ma pace. Significherebbe sconfitta dell'esercito ucraino, quasi certamente, ma una guerra che si prolungherebbe per anni, sanguinosa e crudele come sono tutti questi tipi di guerre di popolo. Allora, bene, grazie. In modo tale da continuare in maniera coordinata la loro attività per ottenere una sorta, come diceva anche oggi il Presidente Guerini, di situational awareness dell'area che si sta monitorando e controllando. Le aree, diciamo, in cui si opera spesso all'estero sono complesse, sono aree anche urbane, riferimento ad esempio delle aree dell'Afghanistan o altre aree dell'Iraq. In questi scenari chiaramente ci sono più pattuglie che si muovono. Possiamo immaginare di avere più droni autonomi che hanno come obiettivo quello di coprire, diciamo, una certa area e dare indicazioni su eventuali minacce che si possono avvicinare. Questi droni, ciascuno ha un suo compito, ma devono coordinarsi per far sì che tutta l'area, diciamo, da monitorare venga correttamente monitorata.
Quando ci sono diciamo, questi tipi di comunicazione, di fatto c'è la possibilità di avere droni di altre caratteristiche, quindi quelli che chiamiamo Predator, che volano tra i 2000 e i 4000 metri, che hanno la possibilità poi di raccogliere queste informazioni che i droni invece più vicini al terreno forniscono, combinarle tra loro e poi, ad esempio, ottenere diciamo, il controllo, la situational awareness di un'area decisamente più ampia. Di questi droni sicuramente abbiamo diversi esempi. Mostro soltanto il secondo. Si identifica ad esempio un target a terra con un algoritmo di intelligenza artificiale e questo target viene seguito diciamo, su un flusso video anche molto complesso. Ci sono delle occlusioni, degli ostacoli e poi il target viene riagganciato quando diciamo, è perso dal sistema. Quindi sono in grado chiaramente di ottenere tutta una serie di informazioni in tempo reale, aiutando poi controllo e monitoraggio di determinate aree. Un altro esempio interessante è quello di avere degli sciami, quindi delle pattuglie di droni, che decollano nel momento in cui arriva un'informazione o di intelligence o da altri sensori, banalmente una telecamera fissa che ha identificato un target di interesse. Questa informazione visuale viene passata ai droni che decollano in maniera autonoma e poi vanno ad avvicinarsi al target per acquisire determinate informazioni. Questo è un risultato reale di un progetto che noi abbiamo svolto col Segretariato Generale e che il dimostratore si è svolto in questo scenario, che è uno scenario reale, sta ad Artegna, in una delle aree addestrative della Iulia proprio, che ci avevano appunto supportato, e anche qui appunto è stata fatta una sperimentazione reale, quindi sul campo, con più droni in grado di coordinarsi. Vi faccio vedere un video di questo. Qui c'è un drone posizionato a circa 300 metri di altezza che dà un controllo dell'area. Entra un target di interesse, questo viene identificato da altri sensori o da informazioni di intelligence. I droni che sono posizionati nell'area decollano in maniera autonoma e ecco che è partito il drone, lo si vede purtroppo poco perché ma cerco di indicarvelo. Il suo volo è completamente autonomo e ha come obiettivo, come target, l'auto che in questo caso si sta muovendo in questo scenario, diciamo, urbano, che simula ovviamente una situazione reale. E si avvicina fino a una certa distanza. Le caratteristiche di volo, quindi velocità e altezza di volo, che non sono due parametri banali, sono calcolati automaticamente dall'algoritmo con determinati obiettivi, quindi in funzione delle informazioni che si vogliono estrarre dal target, ad esempio voglio recuperare la targa oppure il volto della persona che sta dentro, devo stare in base all'ottica che è disponibile sul drone a una certa altezza. Devo volare a una velocità tale da permettere, diciamo, la sequenza di immagini che io acquisisco ovviamente dall'alto, in modo tale che il mio target sia sempre dentro la sequenza video. Questi sono calcoli ovviamente complessi che vengono fatti in automatico dal sistema per ottimizzare la qualità di dato che viene diciamo, acquisito. Poi torna indietro, insomma adesso taglio perché siamo in ritardo. Un altro approccio molto interessante in queste aree è quando poi attraverso la guerra elettronica chiaramente si vanno a togliere informazioni ai sistemi autonomi che si basano nel loro movimento essenzialmente dalle informazioni delle coordinate GPS. Le coordinate GPS che permettono al drone di fatto di effettuare un certo percorso, conoscere istante per istante la sua posizione, la sua altezza, eccetera, eccetera. Quindi un task interessante che stiamo appunto sviluppando è proprio quello di permettere al drone, con solo capacità visuali, quindi solo con sensori passivi in questo caso, di
localizzarsi a bordo. Questo non è una grande novità dal punto di vista della computer vision. La novità interessante sta che il drone, dovendo volare in un'area molto, molto estesa, quindi diversi chilometri quadrati, deve avere una mappa dell'area, e non posso immaginare di caricare su un hardware limitato, che è quello che è a disposizione sul drone, un'immagine molto molto grande, perché non sarebbe in grado ovviamente di poterla gestire. Quindi si applicano algoritmi di adversarial network, quindi algoritmi di intelligenza artificiale, che estraggono delle informazioni significative da questa mappa molto molto grande, vengono caricate queste informazioni sul drone e poi il drone va a ricercarle, diciamo, nell'area che sta sorvolando. Chiaramente una di queste informazioni ha delle coordinate GPS di riferimento che permettono quindi poi al drone di riposizionarsi all'interno dell'area, in modo passivo e quindi senza avere nessun tipo di, cioè immune, diciamo, ai disturbi in qualche modo elettromagnetici che tendono a nascondere il segnale GPS, che tra l'altro è un segnale molto debole che arriva ovviamente dai satelliti. E vi faccio vedere un esempio reale anche di questo. Qui c'è un sorvolo che viene fatto prima su una strada, diciamo, sterrata. Il drone acquisisce la mappa, quindi ricostruisce la mappa in autonomia di questa strada. Poi sono stati nascosti a bordo strada alcuni diciamo, simulati, diciamo, degli ordini, quelli che sono cosiddetti ordini improvvisati, che normalmente vengono posizionati al bordo della strada, per vedere se il drone si accorge, diciamo, di una differenza rispetto al volo che ha fatto il giorno prima. Quindi in sostanza so che la mia pattuglia deve domani mattina fare un certo percorso o un insieme di un convoglio, faccio un volo con il mio drone, acquisisco tutte le informazioni sul percorso, poi poco prima che il mio convoglio deve rifare quel percorso, il drone risorvola e mi dà tutte le differenze che identifica rispetto alla mappa acquisita il giorno prima, quindi tipicamente se qualcuno ha modificato qualcosa sul percorso. Vi faccio vedere al volo diciamo, questo risultato. Il primo rappresenta il primo sorvolo, quindi la ricostruzione della mappa. Quindi durante il volo acquisisce le informazioni e ricostruisce un'immagine molto, molto, molto grande, di grandi dimensioni, come se fosse, diciamo, una composizione dei vari fotogrammi del filmato. Dopodiché, prima del passaggio del convoglio, si rifà la stessa passata. In questo caso ho la mappa, il drone si geolocalizza sulla mappa utilizzando informazioni visuali e non le informazioni del GPS, quindi vola senza GPS e cerca tutte le differenze. Quello che vedete in rosso che appare nell'immagine sono differenze che lui identifica, ecco che ha trovato, vedete in questo caso, due aree che erano state scavate diciamo prima ai bordi della strada. In conclusione, faccio vedere solo due video, due pezzettini, così concludo. Qui siamo con un nuovo sensore, un sensore acustico, che è stato, qui siamo in collaborazione con l'Ariete, quindi c'è la protezione di un carro, diciamo, e il sensore acustico ha la capacità di identificare energia, diciamo, acustica prodotta da altre sorgenti. In questo caso c'è un drone nemico, quindi un sistema di counter UAV che si avvicina all'area di interesse, e il sensore audio è un nuovo sensore che abbiamo brevettato, è in grado di localizzare in tempo reale il drone che si sta muovendo. Dopodiché si possono poi passare queste informazioni anche a un sistema video che è posizionato sul drone, diciamo di controllo, che prova con una rete neurale, in questo caso una rete YOLO per chi ha un minimo di dimestichezza con questi modelli neurali, che sfruttando l'informazione di direzione di dove sta arrivando il drone nemico, lo localizza, lo identifica. Il numerino che vedete è la probabilità, la percentuale di detection di quel drone. Da una parte abbiamo l'energia, diciamo,
del segnale audio che mi aiuta a muovere la telecamera autonomamente per localizzare, diciamo, il drone. Ogni tanto ci sono ovviamente delle situazioni di errore, però diciamo, l'algoritmo ha delle ottime prestazioni. Bene, mi fermo qua. L'aspetto, ecco, al quale teniamo molto è comunque anche in questa occasione di collegare le nostre riflessioni sulla geopolitica a un po' la cifra del nostro master. Vediamo, è scomparso tutto, no. Diciamo, collegare le nostre riflessioni alla cifra del nostro master e quindi arrivando alle app, alle nuove tecnologie, ai social media, ai muri digitali, all'intelligenza artificiale e così via. Allora, quando parliamo di intelligence democratica, la colleghiamo sicuramente alla informazione, all'articolo 21, così come anche quando parliamo dell'intelligenza artificiale, ci poniamo sì il problema del diritto al lavoro dei giornalisti e delle difficoltà, ma ci poniamo anche un altro problema, che l'intelligenza artificiale in questi articoli che fa normalmente, al momento almeno, pare essere completamente nel mainstream, cioè avere quel difetto che un po' ha detto anche il colonnello Cacciaguerra, cioè quello di riferirsi sempre a una stessa opinione, nel senso che, per esempio, l'esperimento che è stato fatto all'Università di Milano è stato fatto quello di chiedere a GPT di fare un articolo e una poesia su Xi, un articolo positivo e una poesia su Xi, uno su Putin, uno su Biden, uno su Trump e macinando ovviamente tutti i materiali che erano in rete, e l'intelligenza artificiale ha risposto che su Trump non era opportuno, così su Xi, così su Putin e invece si poteva fare su Biden. Ecco, allora adesso ovviamente certo fare una poesia di questi tempi su Biden può essere più facile che farla, non so, su Putin, non lo so, proprio per l'aspetto che ci ha evidenziato Gastone Breccia, però ecco, quindi. E poi l'altro aspetto è che queste piattaforme sono, dal punto di vista giuridico, dei privati, che però pongono dei problemi di sicurezza, perché per esempio avete visto tutti con TikTok, per esempio, come è stato inibito ai funzionari dell'Unione Europea, per esempio, ai nostri dipendenti della pubblica amministrazione praticamente si sta avviando e così via e così via. Quindi si sta formando anche in ambito digitale quella deglobalizzazione che sta avvenendo in altri campi, anche in quello economico. Cioè in economia la globalizzazione ha avuto un successo massimo, adesso con le sanzioni, con gli aspetti tra l'altro applicati alle nuove tecnologie inizialmente da Trump ma poi subito condivisi da Biden, e cioè i limiti per i microchip più avanzati, diciamo, di non consentirne l'uso alla Cina per rallentare il suo progresso e così via. Cioè si stanno verificando anche dei problemi, prima di tutto di globalizzazione dei mercati addirittura, che sembrava la cosa vincente. Ovviamente non è tutto già definitivo, non è già tutto deciso, ma è una tendenza che sta emergendo. E questo sta emergendo anche in un altro settore, che era quello di internet, no? Ma quello già era emerso, per esempio, con i blocchi a determinate società di entrare in Cina, oppure il fatto che in qualche modo alcuni paesi cercano di impedire l'accesso a internet ai loro cittadini. Chiudiamo qui.